direi che siamo, per quanto riguarda i relatori, siamo al completo, per quanto riguarda il pubblico, con un po' di qualcun altro arriverà, e intanto noi diamo inizio ai nostri lavori. La sessione di questa mattina vede due assenze, quella di Stefano Vitali, che è stato trattenuto a Roma da impegni improvvisi legati alla sua funzione istituzionale e quindi non è potuto intervenire, e l'assenza di Benedetta Tobaggi legata a motivi di salute che ci è stata comunicata ieri sera. Questo significa che, con i tempi siamo leggermente più comodi, ma nonostante questo io inviterei i relatori a cercare di attenersi alla tempistica che avevamo dato, perché questo ci permetterà di discutere più a lungo nel caso, o comunque di fare tutte le cose che dobbiamo con più agio. Do quindi la parola a Leonardo Mineo. Leonardo Mineo è ricercatore per il settore archivistico all'Università di Torino. In precedenza ha avuto un lungo periodo di servizio presso gli archivi di Stato al Ministero dei Beni Culturali, e non credo di dover aggiungere altro, perché in realtà gli archivisti presenti lo conoscono, e quindi gli cederei senz'altro la parola per la sua relazione Concordia Discourse. Prime riflessioni su mezzo secolo di acquisizioni documentarie degli archivi di Stato, quindi un tema che riprende in qualche modo qualcosa che abbiamo già visto nella giornata di ieri. Prego. Grazie, buongiorno e un ringraziamento agli organizzatori, al dottor Santoro, alla Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici Librari e ad ICAR per l'invito di oggi. Non mancano nella letteratura archivistica delle riflessioni, devo dire interessanti per chi si appassiona di archivi e di numeri, sul progressivo sviluppo della capacità conservativa degli archivi di Stato. Queste riflessioni si sono intensificate in particolare nel corso dell'età repubblicana, ma non mancano fin dai primi albori dello Stato unitario. Ora, limitandomi a scorrere le ultime prodotti di quella letteratura, non posso non far riferimento, per le informazioni, soprattutto utili dal punto di vista quantitativo, al volume Gli archivi di Stato al 1952 e a quello, il volume rosso, edito un quarantennio più tardi, curato da Manuela Cacioli, Antonio Dentoni Litta ed Erilde Tedrenzoni, l'attività dell'amministrazione archivistica nel trentennio 1963-1992, indagine statistica, storico-statistica. Questi volumi possono essere interpretati rispettivamente come il prologo e il consuntivo di una lunga stagione, che avrebbe avuto il suo baricentro nella legge archivistica del 1963 e che avrebbe visto l'amministrazione archivistica e le tre generazioni di archivisti di Stato che vi si sarebbero succedute a vivere il loro siglo d'oro, potremmo dire. Negli anni successivi, per avvicinarsi ai giorni nostri, hanno costituito un aggiornamento di quelle opere le iniziative condotte nell'ambito della seconda conferenza nazionale degli archivi, che, come ricorderanno molti di voi, si svolse a Bologna nel novembre del 2009. E i dati, annualmente aggiornati e resi disponibili a partire dal 1998, sul portale del sistema statistico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Non sono poi mancati, a partire da quello che potremmo definire un autoritratto collettivo di gruppo degli archivi di Stato rappresentato dalla guida generale, riflessioni sulla condizione non sempre felice della documentazione prodotta dagli organi postunitari dello Stato e soprattutto sulla discontinuità a cui ieri si accennava, con la quale essa si assiepa nei depositi degli istituti archivistici italiani. In quella direzione hanno battuto in anni recenti le considerazioni, ad esempio, di Isabella Zanni Rosiello e di Stefano Vitali. Considerazioni che hanno letto il progetto conservativo statale postunitario, pure in presenza di un quadro normativo comune, come declinato in maniera talora assai diversa a livello periferico, con la conseguenza che il panorama delle fonti contemporanee statali,
ma non solo, abbiamo sentito ieri da Michaela Procaccia, a disposizione degli studiosi negli archivi di Stato, risulta senz'altro ricchissimo, ancorché assai difforme. E questa difformità si concretizza sotto diversi profili. Sotto il profilo quantitativo, cioè le istituzioni di cui conserviamo oggi le carte e la loro consistenza. Sotto quello qualitativo, cosa conserviamo di quelle istituzioni. Sotto il punto di vista territoriale, dove sono conservate, e infine sotto quello temporale, riferendomi all'arco cronologico di riferimento delle carte. Tutti elementi che, variamente combinati, concorrono a rendere la geografia conservativa delle istituzioni postunitarie a macchia di leopardo, per riprendere un'efficace espressione di Paola Carucci del 2006. Inserendomi in tale scia, l'obiettivo di questo intervento è offrire una prima e schematica riflessione su scansioni temporali, cause ed effetti che nel corso dell'ultimo mezzo secolo, ma sarebbe più corretto dire dell'ultimo sessantennio, hanno concorso a delineare l'attuale mappa conservativa, ponendo in un canto per questa occasione, per ragioni di tempo, l'Archivio Centrale dello Stato, che meriterebbe una considerazione a parte. Per far ciò ho ricorso principalmente a uno strumento che, pur nella consapevolezza dei suoi limiti, che deriva soprattutto dal diverso grado di analiticità delle informazioni riportate e talora dalle omissioni che lo costellano, si rivela tuttavia una guida utilissima e imprescindibile per questo ed altri fini. Mi riferisco alla rubrica pubblicata sulla rassegna degli archivi di Stato dedicata a versamenti, depositi, doni e acquisti, che consente di seguire senza interruzioni nel loro andamento le acquisizioni documentarie dell'amministrazione archivistica a partire dal 1960. Quali sono dunque gli elementi che hanno concorso alla definizione dell'attuale quadro conservativo? Ad incidere su questo quadro fattori diversi che, abbiamo detto, a livello locale si intrecciano e contribuiscono a fornire un quadro estremamente variegato. Il primo fattore, quasi scontato da richiamare, è la disponibilità sinusoidale, cronicamente insufficiente, di spazi nei depositi degli archivi di Stato che, a seconda delle contingenze, ha condizionato, agevolandole o frustrandole, le politiche di acquisizione degli istituti e la loro apertura all'accoglimento dei versamenti. Il secondo fattore è, potremmo dire, un fattore di carattere ambientale, che risulta strettamente legato all'esercizio dei modi distruttivi, per dirlo alla Zanni Rosiello, e delle scelte operate, cioè in materia di selezione e di scarto. Gli archivisti di Stato hanno messo infatti in campo individualmente delle sensibilità diverse, operando a loro volta in istituti che hanno differenziate tradizioni di lavoro archivistico, soprattutto per quanto concerne gli istituti di più antica istituzione. E gli istituti, a loro volta, si collocano in specifici contesti socioculturali, coi quali sono stati più o meno in grado di intessere delle proficue relazioni e dai quali è disceso dunque anche l'uso o il non uso della documentazione via via accumulata. E con questo uso o non uso anche si accompagna l'attenzione più o meno marcata per l'acquisizione di certi tipi di fonti rispetto ad altre. Ma archivi e archivisti operano anche a contatto con diverse realtà amministrative, che rappresentano il terzo fattore in grado di incidere fortemente sull'esercizio delle politiche conservative. A livello centrale e periferico, le diverse amministrazioni attive e chi le interpreta hanno infatti maturato un ampio spettro di atteggiamenti nei confronti dei propri archivi, che va dal conclamato disinteresse all'attenzione più scrupolosa. Tutte le gradazioni di tale spettro, dall'interesse al disinteresse, talora possono concretizzarsi in una lungimirante e collaborativa liberalità nei confronti degli archivi di Stato, come anche all'opposto, e sembrerebbe incredibile a dirsi, ma è così, in una certa riottosità a cedere carte che a pieno titolo invece meriterebbero di entrare nel dominio della storia. Riottosità causata talora da un malinteso senso di riservatezza, quando anche di vera e propria gelosia. Tal'altra riottosità che può essere letta in virtù dello stretto rapporto di alcune amministrazioni fra gli usi di ufficio e il ricorso ai propri archivi per autodocumentazione. Una quarta più generale variabile da considerare, che all'origine di improvvise epifanie documentarie nei depositi degli archivi di Stato da considerare, è che gli istituti archivistici si sono trovati e si trovano continuamente a fronteggiare, o meglio spesso a subire, cesure tornanti tanto della grande storia delle amministrazioni, pensiamo alle soppressioni o ai cambiamenti dell'assetto amministrativo cui più avanti farò riferimento, quanto
alla storia minuta delle amministrazioni, fatta di traslochi o di improvvisi accidenti di varia natura, dinanzi alle quali non è sempre stato possibile intervenire con strumenti adeguati in ogni realtà territoriale. Infine, quinto elemento da considerare nel valutare l'attuale geografia conservativa, la capacità di coordinamento e impulso, non sempre irradiata con la medesima forza, dalla Direzione Generale Archivi e non sempre recepita dalla periferia con la medesima prontezza. Ora, nell'esaminare le acquisizioni a partire dal 1960, si rileva che il quadro già in parte delineato a partire dal secondo dopoguerra si consolida. E questo è il periodo, gli anni 60, in cui il manto degli archivi di Stato, impostato nel 1939, si estende uniformemente, pur tra molte difficoltà materiali, all'intero territorio nazionale. E l'ordito delle amministrazioni che conferiscono le proprie carte si fa sostanzialmente omogeneo. Non così potremmo dire invece se ci riferiamo alla trama delle tipologie documentarie conservate negli archivi di Stato. Immaginando un'ipotetica assemblea dei soci degli archivi di Stato, assurgono al ruolo di azionisti di maggioranza quegli uffici periferici, i più radicati sul territorio, spesso eredi di istituzioni preunitarie destinati a consolidare le proprie posizioni nel corso dei decenni successivi e destinati ad instaurare una sorta di rapporto preferenziale per quasi un sessantennio. Ora, esaminando e immaginando una periodizzazione, e se passiamo a esaminare la provenienza degli atti versati negli archivi di Stato nel quindicennio 1960-1976, non stupisce anzitutto rilevare una certa regolarità dei versamenti per questo periodo delle prefetture e questure, per la quale gioco facile, devo dire, chiamare in causa la comune appartenenza all'amministrazione dell'interno. Ma è la piena applicazione del disposto, prima della legge archivistica del 39 e poi quella del 63, a consolidare in quel torno di anni la stabile collocazione degli archivi notarili, di cui ieri abbiamo accennato, nel novero dei più costanti e generosi fornitori dei depositi degli archivi di Stato. L'evidenza normativa prevista dalla legge archivistica del 63 per il versamento anche relativo alle operazioni di leva dà analogamente la stura al flusso proveniente dagli uffici militari, flusso destinato a non interrompersi fino ai giorni nostri. L'attenzione poi alle sollecitazioni in quel periodo provenienti dalla storiografia e, va detto, il coevo impianto dei nuovi catasti terreni urbani datati rispettivamente al 56 e al 62 portano nello stesso periodo a un'intensa attività di recupero, una vera e propria pioggia potremmo dire, dei catasti prima preunitari e poi postunitari, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici tecnici reali e non tralasciamo, sempre in un contesto diciamo così storiografico particolare, l'attività di recupero dagli uffici del registro di una mole consistente di documentazione proveniente dalle corporazioni religiose soppresse. Consistente ma più intermittente l'apporto delle istituzioni giudiziarie, su cui torneremo. Le istituzioni giudiziarie popolano in maniera intermittente in questo quindicennio i depositi degli archivi di Stato e questa intermittenza è da rilevare soprattutto se consideriamo la capillarità della presenza sul territorio nazionale e la mole delle carte prodotte dagli organi giudiziari. Una rappresentanza, quella delle carte degli organi giudiziari nei depositi, ancora limitata se pensiamo alle 26 corti d'appello, ai 159 tribunali ordinari, alle 912 preture e alla miriade di sezioni distaccate delle preture presenti allora sul territorio nazionale. Dunque interno, finanze, grazia, giustizia e difesa. E in generale per questo periodo è da notare la sostanziale irrilevanza dei versamenti degli uffici periferici degli altri ministeri. Irrilevanza che va sottolineata soprattutto se la rapportiamo alla dimensione assunta dalle acquisizioni tramite l'istituto del deposito, perseguita soprattutto, non lo stupisce rilevarlo, dagli archivi di Stato istituiti in quel periodo. Rileviamo infatti che in appena 12 archivi di Stato, ad esempio, sono presenti in quel periodo, sono state versate carte dal Ministero di Agricoltura e Foreste, in 9 degli uffici del Genio, in 4 dei provveditorati agli studi, per citare soltanto gli uffici periferici di più antiche istituzioni, cui fanno da contraltare una novantina di comuni, di una dozzina di amministrazioni provinciali e di altrettante istituzioni ospedaliere. A riprova che, come osservato da Carlo Vivoli e Stefano Vitali, soprattutto per gli istituti di più recente istituzione, la fase costituente di quegli istituti si connota come un processo di nazionalizzazione delle memorie locali.
L'ingresso della memoria archivistica nella nuova compagine dei beni culturali e ambientali si concretizza alla vigilia di un vero e proprio terremoto, e passiamo alla seconda fase, al periodo 1977-89, che troverà poi un esito anche nel corso degli anni 90. Terremoto dell'ordinamento burocratico che sancisce il trasferimento alle regioni e agli enti locali di numerose competenze e la nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Le soppressioni che ne seguono lasciano una traccia visibile nei depositi degli archivi di Stato, soprattutto negli istituti di minore tradizione. In un'ottantina di archivi di Stato fra il 77 e l'89 risultano acquisite le carte di enti comunali di assistenza, enti assistenziali e mutualistici di varia natura e foggia. Non altrettanto cospicua è inizialmente invece l'eredità documentaria delle competenze statali passate alle regioni. Fino all'89, non appena in un quarto degli archivi di Stato risulteranno versate le carte degli uffici periferici, ad esempio del Ministero di Agricoltura e Foresta, in una ventina degli uffici del Genio Civile e di quelli del Lavoro, in meno di 10 quelli del Ministero dell'Industria e della Sanità, proporzione che troveremo raddoppiata alla fine degli anni del decennio successivo. Ma a registrare un deciso allargamento dello spettro delle istituzioni rappresentate nei depositi a partire dagli anni 80 concorrono anche gli uffici dipendenti dal Ministero dell'Istruzione. Fanno la loro comparsa ad esempio le carte dei provveditorati agli studi, e in almeno un terzo degli archivi di Stato un'ottantina di istituti scolastici di vario ordine e grado. Non avverrà altrettanto per gli altri uffici della pubblica istruzione presenti nella nuova compagine ministeriale dei beni culturali. Soltanto 5 archivi di Stato accolgono in questo periodo carte provenienti da sovrintendenze, inaugurando una tendenza destinata a perdurare fino ai giorni nostri. Ad oggi risultano presenti carte di istituti periferici del Ministero dei beni culturali soltanto in 12 archivi di Stato. Per questo periodo però dobbiamo considerare un altro elemento di contesto, il robusto rafforzamento degli organici dell'amministrazione archivistica a cui faceva un cenno alcuni relatori hanno fatto cenno. Questo fa registrare un deciso allargamento delle sue capacità di intervento, tanto nel campo della sorveglianza quanto in quello della vigilanza. E questa capacità di intervento si protrarrà nel corso degli anni 90, quando prendono corpo importanti progetti di censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, e di numerose tipologie di archivi non statali. Difficile dunque non leggere alla luce di questo evento il sensibile aumento delle istituzioni rappresentate nei depositi degli archivi di Stato nel periodo che va dal 77 al 1999 e anche l'intensa attività di acquisizioni per deposito che porta ad esempio a disporre di un'altra ventina di archivi di amministrazioni provinciali, di una cinquantina di istituzioni ospedaliere, di un centinaio di comuni, senza dimenticare il vero e proprio boom di acquisizione di archivi familiari e soprattutto personali. Il primo decennio del XXI secolo, oltre alla progressiva e inesorabile contrazione delle risorse umane e materiali dell'amministrazione archivistica, è contraddistinto da un'ulteriore ondata di cambiamenti dell'assetto amministrativo, destinati ad incidere sulla natura, sulla consistenza, sulla dislocazione territoriale delle nuove acquisizioni. Dopo il 2000 le profonde riforme dell'amministrazione finanziaria comportano l'intensificarsi delle operazioni di versamento degli uffici periferici soppressi. Dopo la nascita delle agenzie fiscali perviene circa la metà di quello che conserviamo oggi negli archivi di Stato di intendenze di finanza, conservatorie del registro e uffici del registro. Quindi la metà di quello che abbiamo di questi uffici arriva negli archivi di Stato solo dopo il 2000. Dopo il 2005 l'abolizione della leva obbligatoria ha comportato la concentrazione, come è noto poi, del materiale documentario dei distretti militari e degli uffici di leva presso un numero assai più contenuto di centri documentali, istituiti nel 2005. Questi ultimi non sempre hanno provveduto a conferire le carte, complice anche un complicato risico di spazi carenti, e che quindi hanno portato a versare le carte dei centri documentali presso istituti territorialmente competenti sui nuovi centri documentali e non presso le sedi che conservavano le carte degli antichi distretti. Ma veniamo per concludere
al punto dolente, diciamo così, a quella che possiamo definire una emergenza archivistica, ma non solo, se parliamo di archivi come arsenali per la democrazia, ovvero quella degli archivi giudiziari. Cambiamenti alla procedura penale, cambiamenti all'assetto organizzativo e cambiamenti al manto circoscrizionale sono all'origine della rivoluzione toccata in sorte anche all'ordinamento giudiziario nel corso dell'ultimo ventennio. E la dimensione archivistica dell'ordinamento giudiziario ha finito per rappresentare, soprattutto nel decennio appena trascorso, una delle questioni più spinose del panorama conservativo statale. Si è accennato in precedenza che, pur molto cospicuo, la presenza degli archivi di Stato di documentazione degli organi giudiziari è stata fin dagli albori assai disarmonica quanto alle serie e quanto alla loro escursione temporale. Anche dopo il 1975, quando invero bisogna rilevare che la Direzione Generale Archivi, notando quanto fatto nel quindicennio precedente, diramò una circolare che in effetti comportò poi un afflusso molto più serrato e costante di documentazione. Ora, accennandovi soltanto in questa sede, da un punto di vista quantitativo si può stimare che tra il 1960 e il 2017 sono state versate le carte di un'ottantina di procure e di un centinaio di tribunali, rispetto ai 159 che invece sono previsti dall'ordinamento del 1941, che è stato in vigore fino al 2012. E metà della mole delle carte dei tribunali versati ad oggi è costituita dalla seconda copia degli atti di stato civile dei comuni e dei relativi allegati, che costituisce una massa ingentissima anche in relazione a quella che deve essere ancora acquisita. A complicare questo quadro, come se non bastasse, è intervenuta l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1989, che ha notevolmente aumentato la produzione documentaria di tribunali e procure e con essa la capacità conservativa dei palazzi di giustizia e degli archivi di Stato. E quest'ultima, la capacità conservativa di archivi di Stato e tribunali, è stata ancora messa ancor più a dura prova dalla soppressione di 31 tribunali di 220 sezioni staccate di tribunale, in molti casi eredi del patrimonio documentario di istituzioni giudiziarie attive fin dall'età preunitaria, soppressione stabilita nel 2012 dalla riforma Severino, che però non ha sempre potuto comportare il versamento degli archivi di Stato delle carte non più occorrenti alla nuova sede aggregante. Da un punto di vista qualitativo, e qui mi avvio alla conclusione, si rileva per le carte dei tribunali generalmente una tendenza ad una maggiore cautela conservativa, ad esempio rispetto all'altro organo giudiziario per eccellenza presente in ogni archivio di Stato, le preture. I versamenti hanno riguardato spesso anche organiche serie processuali d'ambito civile e penale, di atti sia dibattimentali sia istruttori, che però in anni recenti, proprio sull'onda di questa pressione quantitativa, sono stati spesso oggetto di robuste campionature quantitative, sono stati oggetto di versamenti selettivi, potremmo dire, sono stati scelti alcuni processi di particolare rilevanza, o spesso, va rilevato, di scarto integrale, ad eccezione delle serie delle corti di assisi. Ora, tacendo della rilevanza, sia pure di fronte ad una dimensione oggettivamente straripante, delle serie civili per la tutela dei diritti dei cittadini, che sono, diciamo così, ben rappresentati in quelle serie, l'importanza della documentazione d'ambito penale nel suo complesso, quale fonte per lo studio dell'Italia repubblicana e dei fenomeni quali la violenza politica, dovrebbero tuttavia invitare alla massima cautela almeno per la documentazione prodotta fino al 1989, che ha, diciamo, anche una fattura di un particolar tipo. Anche e soprattutto, e qui faccio un riferimento ad un altro settore in cui le differenze qualitative sono particolari, anche e soprattutto in considerazione della parallela disarmonia dei fondi archivistici dei gabinetti di prefetture e questure a disposizione degli studiosi negli archivi di Stato. Teniamo conto, e qui concludo, che rispetto ai 96 archivi di Stato nei quali si conservano carte prefettizie, quindi un panorama sostanzialmente omogeneo, soltanto in 2/3 degli istituti sono presenti nuclei di carte del gabinetto, che peraltro in almeno un quarto di questi casi si arrestano a prima del 1960. Grazie.
Grazie per questa panoramica molto sistematica e interessante, che corrisponde poi anche molto bene a fasi storiche che abbiamo visto svolgersi e che ci dà anche un'idea del disinvestimento che lo Stato ha fatto sulla conservazione della propria memoria, che è particolarmente doloroso e che ci porta a constatare che dagli anni '80 a oggi la situazione in termini di spazi e di organico è clamorosamente peggiorata, riducendosi direi circa dei 2/3 rispetto, e questo naturalmente a fronte di quella che è invece una crescita notevole di quelle che sarebbero le esigenze conservative, anche semplicemente per far fronte alle esigenze dei rapporti, non dico solo di memoria ma anche di trasparenza fra amministrazioni e cittadini. Questo è un grosso problema. Grazie. Allora, l'intervento successivo è di Giulia Barrera. Giulia Barrera lavora presso l'amministrazione archivistica da molti anni, ha cominciato il suo servizio all'Archivio Centrale dello Stato, esattamente quando ho cominciato io. Sì, ma il mio era un infanticidio, a differenza, lui era già molto anziano. Non abbiamo sentito bene? No. E quindi diciamo ci conosciamo da allora. Che c'ha? Perché ha una la chiavetta. Notevole esperienza di servizio in vari ambiti ed ha anche un curriculum accademico che normalmente non esibisce ma che esiste. L'intervento è dedicato a protezione dei dati personali e archivi online. Dunque, come funziona questa Prego. prese? Aspetta, devo solo capire come. Ecco. Allora, scusate, faccio un'americanata, ma riassumo da subito che cosa voglio dire. Nel XXI secolo, a mio parere, il più insidioso pericolo per la democrazia deriva dall'inedita capacità di raccolta e utilizzo di dati personali da parte di alcuni soggetti privati e pubblici. Come cittadini ci dobbiamo augurare normative che pongano severi limiti al trattamento dei dati personali. Fra gli archivisti però vi è il diffuso timore che gli archivi possano essere vittime collaterali di questo rafforzamento delle normative a protezione dei dati personali. E quindi da parte di molti archivisti e bibliotecari, soprattutto statunitensi, vi sono stati numerosi attacchi contro il regolamento europeo protezione dei dati personali e contro una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al diritto all'oblio, quella sul caso Google Spain, di cui poi più avanti parlerò. Per ultimo, per esempio, anche sull'ultimo numero di Archival Science c'è l'ennesimo attacco di un archivista statunitense che dice peste e corna di tutto ciò. Allora, se gli archivi sono arsenali, ecco, dobbiamo cercare come archivisti di sparare i colpi nella direzione giusta. E secondo me non è contro la normativa a protezione dei dati personali. Allora, a mio parere, le norme a protezione dei dati personali, se applicate correttamente, non pongono in pericolo la conservazione archivistica, neanche l'interpretazione giurisprudenziale del diritto all'oblio, la formulazione giurisprudenziale del diritto all'oblio pone in pericolo la conservazione archivistica, pongono però dei limiti alla possibilità di diffusione online di documenti e strumenti di ricerca contenenti dati personali. Sono limiti con cui si può convivere, con cui gli archivisti devono imparare a convivere. Allora, questo è il nocciolo di quello che io voglio dire in questo intervento. Queste considerazioni si basano su di una serie di elementi che io qui potrò soltanto enunciare senza illustrarli per motivi di tempo, magari ci potremo tornare nel dibattito, quindi mi scuso in anticipo per non poter
come dire, approfondire, spiegare, meglio illustrare e spiegare le cose appunto, i fattori che enuncerò adesso nel prossimo intervento, però sarebbe veramente impossibile approfondire ognuno di questi punti che pure meriterebbero ognuno da soli lunghi approfondimenti. Allora, in questa relazione inizialmente dirò 2 parole su perché dal trattamento dei dati personali oggi viene un pericolo per la democrazia. La seconda parte dell'intervento sarà, come dire, offrirà dei cenni su come si è andata sviluppando la normativa e la giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle norme che hanno un impatto sulla diffusione dei dati, tra questi il diritto all'oblio. E quindi, alla conclusione, riassumerò quelle che secondo me sono le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza e dalle decisioni del Garante in materia di diffusione online di documenti o strumenti di ricerca contenenti dati personali. Da circa 20 anni siamo entrati nell'era che Shoshana Zuboff, docente alla Business School di Harvard, definisce l'era del capitalismo della sorveglianza. Nel libro, nella lista dei libri più consigliati da Obama come lettura a Natale 2019 c'era The Age of Surveillance Capitalism, prontamente tradotto in italiano. Se potete leggete l'originale inglese, perché la traduzione c'è un sacco di strafalcioni. Comunque, che cosa dice Shoshana Zuboff? Il capitalismo si è caratterizzato storicamente per la capacità di trasformare in merci le risorse naturali. Oggi la merce che permette, come dire, l'estrazione di risorse naturali che tramite la sua mercificazione permette i profitti più straordinari è la mercificazione dei dati personali. Nel 2001 Google ha iniziato a utilizzare a fini commerciali, cioè di profilazione degli utenti, i dati relativi alle ricerche effettuate tramite il suo motore di ricerca. Nel giro di pochi anni, di 4 anni, al 2004 ha aumentato del 3.500% i suoi profitti. Non è un caso se tra i 15 uomini più ricchi del mondo vi sono 3, Zuckerberg con Facebook, e Page e Brin, Alphabet, che è la società proprietaria di Google, che fanno profitti solo con la commercializzazione dei dati personali. E vediamo in testa la graduatoria dei più ricchi del mondo, Bezos, Amazon e poi subito dopo Microsoft, che seppur vendono dei prodotti, come dire, più tradizionali, fisici, però comunque anche dalla commercializzazione dei dati personali traggono una buona parte del loro profitto. La straordinaria però concentrazione di potere in questi soggetti che hanno accumulato nel giro di pochi anni delle fortune economiche straordinarie, superiore, voglio dire, al PIL di molti piccoli paesi, piccoli ma neanche tanto, voglio dire, come l'Irlanda, come diversi paesi europei, la straordinaria concentrazione di potere viene anche da altro. Google, ad esempio, non è solo, cioè Alphabet, la società, non è soltanto Google, il motore di ricerca, che pure è il nostro principale interfaccia per raggiungere, per ottenere conoscenza, no? L'interfaccia per ottenere informazioni. Google è anche YouTube, che è il secondo più utilizzato motore di ricerca al mondo, è Android, il sistema operativo utilizzato su circa 2,5 miliardi di cellulari, è Google Maps, il GPS, la geolocalizzazione di tutti coloro che utilizzano questi servizi, è Gmail, è G-Drive, è Google Books. Ogni volta che Google ci offre dei servizi che percepiamo come gratuiti, sta in realtà offrendoci degli strumenti che, come dire, che ci inducono a regalargli una messe di dati su di noi,
che Google utilizza per profilarci e vendere, come dire, commercializzare poi questi dati. Recentemente, se guardate il sito del Garante, c'è un intervento di Soro che ci dice, Antonello Soro, che attualmente sui nostri smartphone ci sono circa 80, di media un'ottantina di app che raccolgono dati personali su di noi che poi commercializzeranno. Dati che diventano, cioè, di nuovo cito Shoshana Zuboff, il capitalismo è caratterizzato da una voracità sempre crescente, non si ferma, e quindi non basta questo, c'è di più. Pensiamo alle app sulla salute che monitorano non solo la nostra attività quando facciamo jogging, cioè sono dentro i nostri dati relativi alla salute, i nostri battiti cardiaci, e non solo l'itinerario che facciamo, in che orario le facciamo, e quanto corriamo, e quanto siamo in salute e quanto non siamo in salute. Le app per monitorare la gravidanza, molto diffuse, che di nuovo inseriamo, dati personali sensibilissimi, eccetera, eccetera. Pensiamo al riconoscimento facciale, che oggi per esempio in Cina è la modalità standard per effettuare i pagamenti, cioè non c'è più la moneta di plastica, direttamente il negozio ha un apparecchio che identifica la faccia, che collega al conto in banca, eccetera, eccetera. Perché i ragazzi delle manifestazioni di Hong Kong avevano sempre il volto coperto? Perché in paesi come la Cina di elevata automazione e l'algoritmo ormai serve anche per un'identificazione facciale che permette, con una zoomata su una manifestazione, di identificare nome e cognome tutte le persone. E sappiamo tra l'altro che in Cina è già in atto da tempo un sistema di rating sociale determinato, cioè permesso da questa pervasiva controllo delle persone. Infine, concentrazioni di potere senza precedenti. Google sa tutto di noi sappiamo poco o nulla di che cosa fa Google dei nostri dati personali. E quando c'è un differenziale di potere di questo livello, è una situazione sempre molto pericolosa per la democrazia. E comunque non c'è, noi abbiamo permesso a dei soggetti privati di accumulare una quantità e qualità di informazioni su di noi che non avremmo mai permesso ad un potere statale. Ma in realtà, tra l'altro, è difficile che un potere statale, soprattutto se autoritario, si sottragga alla tentazione di ottenere questi dati e di utilizzarli anche a fini repressivi. Quindi è un quadro oggettivamente di estrema pericolosità che galoppa, rispetto alla quale la normativa europea per la protezione dei dati personali è considerata internazionalmente la punta più avanzata di tutela dei diritti dei cittadini. Sappiamo è insufficiente, ma è la migliore che c'è al mondo. Dovremmo come cittadini, prima ancora che come archivisti, volerla rafforzare e non minare. Ancora Shoshana Zuboff ci spiega come il passo successivo da parte dei giganti della sorveglianza come Google, Facebook e gli altri sia quello non soltanto di prevedere il nostro comportamento ma anche di influenzarlo. Google Analytica è l'ovvia citazione, non espanderò ulteriormente perché il tempo sta correndo, però su questo si potrebbe andare avanti parecchio. Vi segnalo soltanto che alla fine del novembre dello scorso anno, del 2019, Amnesty International ha pubblicato un rapporto di una sessantina di pagine che si chiama Surveillance Giants, How the Business Model of Google and Facebook Threatens Human Rights, come il loro modello aziendale minaccia i diritti umani. Il loro modello basato sulla sorveglianza mina la vera essenza del diritto alla privacy e pone dei seri rischi per una gamma di altri diritti umani. Ripeto, non possiamo espandere su questo, sarebbe molto lungo, però qui c'è il nocciolo della questione. E dunque passiamo alla storia della normativa e come siamo arrivati alla normativa attuale. C'era un piccolo mondo antico analogico
in cui potevamo parlare di protezione della sfera privata. La protezione della privacy era intesa come privacy, uno spazio privato che difendevamo dagli occhi esterni, no? Dalle intrusioni esterne. Pensate al modello, no? Di protezione della sfera privata che troviamo, che si può far risalire all'articolo 15 della Costituzione, che protegge l'inviolabilità della corrispondenza. No? Sfera privata come uno spazio nostro protetto dall'occhio esterno. A questo, come dire, corrisponde nell'ambito archivistico una normativa sulla consultabilità che si limita a dire certe cose per un tot numero di anni non le vedi. Va bene? Di nuovo uno spazio chiuso, protetto, eccetera. Scarsa attenzione sul momento della diffusione, che comunque arrivando in modalità cartacea ha dei forti limiti, no? E impatto relativo sulle persone. Ed è il decorso del tempo che fa scemare l'interesse alla protezione della vita privata, no? Qui veramente vado solo per titoli. Già dall'inizio, come dire, man mano che si sviluppa l'informatica, i giuristi cominciano a capire che ci può essere che l'aumentata capacità di elaborazione dei dati personali può costituire un pericolo per le libertà individuali. Già dalla fine degli anni 60 cominciano a ragionarci giuristi tipo Rodotà, Joannet in Francia ed altri, e poi naturalmente man mano che procede l'avanzare tecnologico e lo sviluppo della società dell'informazione, ci troviamo in una situazione per cui noi, per operare nel mondo, abbiamo sempre più necessità di diffondere continuamente informazioni su noi stessi. Quindi non si può più ragionare in termini di protezione di una sfera privata da intrusioni esterne, ma protezione dei dati personali, dei dati che noi diffondiamo nel mondo, ma su cui vogliamo avere un diritto di controllo. Già dall'inizio degli anni 70 la Corte Costituzionale tedesca parlò di autodeterminazione informativa in questo senso. E così, sto tagliando con l'accetta evidentemente, arriviamo nel 95 alla direttiva europea, la prima direttiva europea sulla protezione dei dati personali, che viene recepita in Italia con la prima legge sulla protezione dei dati personali del 96, che per quanto riguarda gli archivi introduce un'importante novità sulla distinzione tra comunicazione e diffusione dei dati personali, accendendo un'attenzione su questo momento autonomo e diverso rispetto a quello della consultazione. Sappiamo un'altra tappa per noi fondamentale è quella del codice di deontologia e buona condotta, che ci impegna nel trattamento e nella diffusione dei dati degli archivi, delle cose che contengono dati personali, al rispetto della dignità delle persone, del loro diritto all'identità personale, principi che valgono senza limiti di tempo. E che qui cominciamo a vedere che si rompe il rapporto e si complica il rapporto tra tempo, no? E tutela dei dati personali. Allora, nel frattempo si inizia ad affermare per via giurisprudenziale l'esistenza di un diritto all'oblio. Nel 1998 la Cassazione, con una storica sentenza, afferma l'esistenza di un diritto all'oblio come legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Tipicamente qui si tratta della notizia di un'incriminazione, di un coinvolgimento in un'inchiesta penale, eccetera, eccetera. Come dire, c'è un limite a quanto puoi risbattere il mostro in prima pagina, detto così volgarmente. Va bene? Allora, questo diritto all'oblio, affermato inizialmente in relazione a tradizionale giornalismo cartaceo, trova però molta più applicazione e ragion d'essere nel mondo di Internet, perché Internet è il mondo dell'eterno presente, del passato che non passa mai, perché il passato, perché la notizia che un tempo sul giornale, come dire,
potevi ritrovare solo andando fisicamente nell'archivio del giornale, risfogliandoti notizie, adesso anche la più insignificante notizia, che sarebbe stata in un trafiletto di un articolo di cronaca locale di un giornale di provincia, ti riemerge a ogni ricerca su Google del nome della persona, con un impatto sulla vita delle persone che può essere devastante. Allora, con l'affermazione di un diritto all'oblio si ha un ribaltamento del rapporto tra decorso del tempo e tutela delle informazioni personali. Nella concezione della consultabilità, come dire, al modello legge del 63, col passare del tempo si affievolisce l'esigenza di mantenere riservate determinate informazioni personali. Con il diritto all'oblio, il passare del tempo fa venir meno l'interesse pubblico alla conoscenza di determinate informazioni e quindi prevale nel bilanciamento di diversi diritti costituzionalmente tutelati, prevale la tutela dei dati personali come condizione per permettere alle persone di lasciarsi alle spalle il passato, come possibilità stessa di cambiare, per non rimanere legati indeterminatamente ad un evento del nostro passato che può diventare, dice Rodotà, in internet il passato può diventare una gabbia che non permette alle persone di cambiare. Allora, diritto all'oblio in rete ne ha una applicazione molto interessante per gli archivi, per le ricadute che può avere in ambito archivistico. Il Garante, con una decisione del 2004, da cui vengono indicazioni cioè il principio è porre limite alla ricercabilità di documenti da parte dei motori di ricerca. Qual era il caso? Allora, un imprenditore che era stato sanzionato dall'autorità garante della concorrenza per pratiche di pubblicità ingannevole. Va bene, doverosamente il provvedimento era stato pubblicato, ma quello che un tempo sarebbe stata una pubblicazione cartacea, adesso è una pubblicazione su internet e, affermano i suoi avvocati, diventa una pubblicazione perpetua, ben più grave di quella a mezzo stampa, che pure costituisce una precisa sanzione accessoria, ma limitata nel tempo, nelle sue conseguenze con il soggetto. Mentre invece, appunto, con internet significa che l'imprenditore non è esposto, come dire, alla sanzione accessoria della pubblicazione, no? Ecco, ha fatto una cosa sbagliata, ha violato le norme sulla concorrenza per un tot di periodo, no? Finché circola il giornale cartaceo con la sanzione, la sanzione diventa perpetua. Questo è il problema, no? In internet ogni sanzione rischia di diventare un ergastolo, no? D'altra parte è un'esigenza di trasparenza, che le sanzioni dell'autorità garante per la concorrenza siano accessibili dai cittadini. Allora, la soluzione che trova il garante protezione dei dati personali è dire: ok, si crei sul sito del garante della concorrenza un'area non ricercabile da parte dei motori di ricerca, ma ricercabile solo per chi va dentro il sito, dove spostare, dopo un tot il numero di anni da valutare, le sanzioni comminate dall'autorità garante per la concorrenza. Non so se è chiaro il concetto. Questa stessa soluzione il garante l'ha adottata in diversi altri casi, per esempio relative a notizie apparse su giornali, e per cui in diverse occasioni ha ordinato a giornali di spostare delle notizie in aree del sito non ricercabili dall'esterno. Dice il garante, ferma restando l'intangibilità dell'archivio storico, che non viene manipolato, non viene nulla cancellato, non vengono cancellati i nomi, non viene manipolato, però il garante ha ordinato di sospendere, qui stiamo parlando di una decisione rispetto a una cosa di Repubblica, un articolo di Repubblica, ha ordinato di sospendere la reperibilità dell'informazione attraverso i più comuni motori di ricerca giornalistici.
generalisti, scusate, i motori di ricerca generalisti, lasciando però la possibilità di reperire gli articoli tramite il motore di ricerca interno al sito del giornale. Ok? Allora, questo stesso tipo di soluzione il Garante l'ha raccomandato molte volte agli archivi di Stato anche, che è una soluzione molto equilibrata a mio parere. Poi galoppando, abbiamo ancora un paio di sentenze soltanto. Ah sì, no, vabbè, non volevo. Allora, Cassazione civile, una sentenza del 2012, 5525 del 2012. Una sentenza che è stata molto criticata dai giuristi per delle cose che poi vi posso accennare, ma che è molto interessante per gli archivisti, e che ha sancito un obbligo di contestualizzare, aggiornandole, delle vecchie notizie di cronaca giudiziaria online. In questa sentenza i magistrati della Cassazione si sono lanciati in una distinzione tra che cos'è un archivio e che cos'è internet. Allora, l'archivio, dice la Suprema Corte, si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati. Invece, nella rete internet le informazioni non sono organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutto sul medesimo livello, sono appiattite, senza una valutazione del relativo peso e prive di contestualizzazione. Si pone allora l'esigenza di attribuire alla fonte dell'informazione ad un soggetto, della relativa affidabilità, della qualità e della correttezza dell'informazione. Parole che, come dire, all'orecchia degli archivisti suonano commoventi, come dire, ok, qualcuno ci capisce. Allora, esatto. Allora, la Cassazione poi dopo tradusse questo in un obbligo per il giornale, era mi pare il Corriere della Sera, di porre a fianco della notizia sull'incriminazione di una persona il link all'informazione relativa al successivo sviluppo o alla soluzione, perché poi nella prima schermata di Google c'era soltanto l'incriminazione, la soluzione, ciao core, valla a trovare, e dice la Cassazione: non è sufficiente la generica possibilità di ritrovare nel mare di internet la notizia sulla soluzione, ci deve essere un'immediata possibilità di ritrovarla. Tra l'altro vi dico che a settembre dello scorso anno la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciandosi in via pregiudiziale su una serie di interrogativi che venivano dalla giustizia francese relativi al trattamento, tra l'altro, dei dati penali da parte dei motori di ricerca, ha detto che in caso analogo, cioè di notizie relative a dati penali, quando anche il motore di ricerca per giustificati motivi non accolga una richiesta di deindicizzazione avanzata dall'interessato, poi vedremo che cosa si intende per deindicizzazione, ma forse già ne sapete, però comunque se non si accoglie la notizia di deindicizzazione deve fare in modo che i risultati siano ordinati in modo tale da far arrivare in testa la notizia della soluzione e non più avanti, perché se no, come dire, devono essere ordinati secondo un criterio che non è quello del numero di click, ma è un criterio di qualità informativa, che la notizia aggiornata deve essere in testa, che non è il criterio di ordinamento di Google. Questa è stata cosa che è stata ripresa, un comunicato che ha fatto Soro, cioè l'autorità garante, è una cosa molto importante, bisogna vedere se si riuscirà a far applicare. Allora, quindi il punto importante di questa sentenza della Cassazione è che la contestualizzazione delle informazioni è necessaria a tutelare il diritto all'identità personale. Ricordate, il nostro codice deontologico, articolo 1, noi siamo tenuti come archivisti a trattare i dati personali, tra l'altro garantendo il rispetto del diritto all'identità personale. Le persone con il tempo cambiano, i giuristi parlano di un diritto all'identità dinamica che radicano nell'articolo 2 della Costituzione, i diritti fondamentali della persona, non più articolo 15, segretezza della corrispondenza, ma articolo 2, diritti inviolabili della persona. Allora,
L'altra sentenza, punto di riferimento fondamentale internazionale sul diritto all'oblio è quella del 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul cosiddetto caso Google Spain, che ha sancito il diritto alla deindicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il caso qui era di un signore diventato paradossalmente famosissimo, certo Manuel Costejas, che aveva contratto dei debiti previdenziali e per questo gli erano stati pignorati degli immobili. La notizia su questo pignoramento, la vendita all'asta di questi immobili, era stata pubblicata sul giornale di Barcellona La Vanguardia negli anni 90. A distanza di anni, ancora se si ricercava il suo nome su Google, in testa veniva questa notizia. Allora, la Corte di Giustizia, a fronte di un specifico quesito che veniva dalla giustizia spagnola, risponde che, uno, quello che fanno i motori di ricerca è trattamento dei dati personali e quindi soggetto alla normativa europea, che all'epoca era la direttiva del 95. Due, che il diritto alla cancellazione e il diritto alla opposizione al trattamento dei dati personali sanciti dalla direttiva e che sono anche oggi nel nostro regolamento europeo possono essere interpretati, nel caso del trattamento specifico da parte dei motori di ricerca, come diritto a non veder indicizzati i propri dati personali da parte del motore di ricerca. Questo significa, nello specifico caso, che Google ha avuto l'obbligo di cancellare i link che legavano il nome Manuel Costeja con quella notizia apparsa sul giornale La Vanguardia. La notizia l'archivio del giornale non viene minimamente toccato. La notizia è ancora rintracciabile utilizzando, mettiamo conto, vendita all'asta a Barcellona 1999, eccetera, eccetera, ma, cioè quindi altre chiavi di ricerca, ma non emerge più se cerchi Manuel Costeja. Ok? Sì, questo è il diritto all'oblio come sancito dalla sentenza Google. Questo è possibile, e questa è un'operazione che i motori di ricerca sono dovuti a fare quando le notizie siano state trattate per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici. Non c'è questo obbligo alla deindicizzazione quando risulti, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione. Ok? Quindi ci sono dei limiti, non è un diritto assoluto, ci sono dei limiti. È interessante vedere come il nostro garante ha applicato queste indicazioni, che tra l'altro sono poi state sviluppate anche da precise linee guida create dal Coordinamento Europeo dei Garanti di Protezione dei Dati Personali, che hanno di nuovo sottolineato come si debba essere bilanciato nelle decisioni, 5 minuti, sì, questi diritti, queste diverse esigenze. In prima battuta decide Google, decidono i motori di ricerca, ma in caso di diniego le persone possono fare ricorso al garante. Un esempio, nel 2016 il garante ha rigettato una richiesta di deindicizzazione di un ex terrorista nero che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli, studi, il capitolo di un libro, una tesi di laurea, eccetera, eccetera, che riportavano gravi fatti di cronaca che l'avevano visto protagonista tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Detto esplicitamente il garante, la storia non si cancella. Di più, il garante in diverse decisioni ha negato la deindicizzazione di informazioni relative a personaggi che giocano un ruolo nella vita pubblica, inteso in senso ampio, non soltanto politici, ma anche ad esempio professionisti per i quali ci può essere un interesse pubblico a sapere, per dire, il medico inquisito per cattiva pratica professionale. In ultimo, una sentenza del luglio scorso sul diritto all'oblio può essere di grande interesse per gli archivisti, l'ultima che cito e poi vado alle conclusioni.
Il caso era relativo ad un giornale locale che aveva ripescato dopo 27 anni una notizia di cronaca nera locale, un piccolo artigiano che aveva ammazzato la moglie, aveva fatto poi i suoi anni di galera, era poi uscito, si era reinserito, aveva ricominciato la cosa. Il giornale fa un articolo di rievocazione dei grandi fattacci di cronaca nera del passato, e lui, pubblicando foto, nome, eccetera, eccetera, e lui perde la clientela, va in depressione, cioè, la cosa ha un impatto molto grave sulla sua vita, eccetera. Allora, Corte di primo e secondo grado danno ragione al giornale, la Cassazione dice no. Qui la rievocazione storica, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché nessun particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto. Il giornale diceva: noi ripubblichiamo questo perché può essere interessante per capire le radici, come dire, che portano, le dinamiche che portano ad un femminicidio, e la Cassazione dice sì, vabbè, ma che racconta i fatti, ma che bisogno c'è di dire che si chiama Mario Rossi o Tonino Bianchi, di metterci la foto? In altre parole, l'interesse alla conoscenza di un fatto non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto. Il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali. Affermazioni importanti, che possono avere naturalmente un importante impatto sul nostro lavoro, sul lavoro storiografico, ma che per noi non devono suonare particolarmente nuove. Perché il principio della minimizzazione dei dati personali è tutt'altro che nuovo, era un principio fondamentale già della direttiva del 95 e della legge italiana del 96, è un principio fondamentale del GDPR che non conosce deroghe, ed è un principio esplicitato dalle nostre regole deontologiche quando si dice che l'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca. E gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone. Ok? Il principio è lo stesso di questo articolato adesso della Cassazione. Quindi limita la diffusione dei dati personali, ma allo stesso tempo noi abbiamo un dovere di promuovere la conoscenza degli archivi e l'accesso agli archivi, e ce lo dicono le stesse regole deontologiche che ci pongono l'obbligo di minimizzare i dati personali. Ed oggi promuovere l'accesso agli archivi significa necessariamente renderli disponibili online. Allora, come conciliare queste cose? Qualche indicazione ci viene dalle stesse sentenze e decisioni del Garante che abbiamo appena passato in rassegna. Dalla sentenza del Garante, dalla decisione del Garante del 2004 ci viene l'indicazione di creare delle aree dei siti non ricercabili da Google, a cui possiamo aggiungere anche la possibilità, per esempio, di rendere necessaria la registrazione dell'utente per dati per archivi più sensibili, contenenti dati più sensibili. Per esempio la soluzione adottata da Carte da legare, che per accedere alla banca dati delle cartelle cliniche ti devi registrare. Possiamo aggiungere anche una necessità di impegnarsi a rispettare le regole deontologiche, che è la soluzione adottata adesso da Antenati, il portale sull'accesso alle informazioni. Sì, quello vabbè, certo è un'altra, quello diciamo, può essere un'esecuzione della sentenza ultima della Cassazione. Sì, sì, certo. Sì, infatti, ma adesso il portale Antenati tu non vai avanti se non ti impegni a rispettare le regole deontologiche. Poi Cassazione 5525 del 2012, quella che ci dice attenzione alla contestualizzazione. Allora qui c'è un problema in cui tra l'altro vorrei un aiuto dagli smanettoni, c'erano qui, no? Sono andati via, oggi ci sono ancora i colleghi smanettoni che magari ci possono aiutare anche a capire soluzioni pratiche. Quale può essere un problema? Cioè noi magari pubblichiamo sui nostri siti con una grande attenzione alla contestualizzazione dei documenti, delle immagini dei documenti, che però poi possono essere ramazzate da Google e riproposte in Google Immagini
del tutto decontestualizzate, con assumendo un significato che può essere molto diverso. Questo anche, insomma, a parte dati personali possono essere anche altre cose. Pensiamo, se facciamo una cosa su immagini razziste che mettiamo dentro una mostra sul razzismo, che poi ripescate, portate lì, diventano propaganda razzista quando noi le avevamo pubblicate con un altro senso. Le sezioni unite, non pubblicare i nomi in caso di informazioni lesive della persona comune, ha già Michela dato un esempio. Infine però ricordiamoci quello che diceva il Garante: la storia non si cancella, quindi non è che si debba anonimizzare sempre tutto e comunque. E con ciò grazie. E grazie agli organizzatori del convegno che, scusate, all'inizio mentre tribolavo sul chiavetta non ho ringraziato. Grazie a Raffaele, grazie alle istituzioni che ci hanno finanziato la nostra... Grazie invece per l'intervento, che tocca un tema che veramente ricade nel campo delle nuove sfide. Non dirò nulla, ma due considerazioni devo farle prima che te ne vada. La considerazione numero uno, la prima cosa è il racconto di una cosa che ho sperimentato personalmente. Diventando coordinatore del dottorato a Roma, siccome il nostro dottorato ha tanti dottorandi asiatici, cinesi e coreani, mi sono trovato delle dottorande cinesi e coreane, le quali naturalmente mi scrivono sull'indirizzo dell'Università di Roma, che è gestito da Gmail. A tutte le volte che io gli mando una comunicazione o una circolare, ricevo una comunicazione che quello che io ho mandato è stato recapitato, che è scritta in cinese o in coreano. Dopo questa cosa, dopo un paio di settimane, tutte le volte che io aprivo YouTube, perché ero alla ricerca di qualcosa, mi trovavo regolarmente proposti filmati cinesi e coreani, e quel che è peggio è che, essendo io di sesso maschile e le mie destinatarie di sesso femminile, erano tutti filmati pornografici. E questa cosa continua a succedere, e per me è stato molto istruttivo, e ve la racconto perché penso che possa essere istruttiva un po' per tutti. Parlando di questioni, questa è una questione serissima, ma parlando più seriamente vorrei notare una cosa che è stata sottolineata in parecchi dibattiti che ci sono stati su questo tema e su temi analoghi, e cioè sulla asimmetria tra il potere globale dei motori di ricerca e dei social network e i poteri di controllo degli organismi statali. Cioè, questi sono soggetti globali che operano in un range geografico molto più ampio di quello dei soggetti che dovrebbero controllarli. La grande paura che hanno avuto con il regolamento europeo è che il regolamento europeo non pretendeva di controllarli, ma gli diceva: se fate determinate cose non avete più accesso al nostro mercato. Quando il regolamento è entrato in vigore, i commenti critici sulla stampa americana rispetto al regolamento europeo, che venivano da opinionisti legati a questo tipo di interessi, erano tutti centrati sul fatto che l'impossibilità di accedere a un mercato era una sanzione eccessiva. Invece questa è l'unica sanzione in grado di controllarli, ed è l'unica ragione per la quale molto spesso questi soggetti sono obbligati a far rispettare almeno in parte il regolamento europeo anche al di fuori dell'Europa, perché all'Europa non gliene frega niente se tu lo rispetti o non lo rispetti riguardo alle cose europee. Se tu non lo rispetti sei sanzionato, e questa cosa ha impaurito molto. Quindi questo secondo me è un importante elemento di riflessione. L'altro, secondo me, argomento di riflessione importante che è emerso in un seminario recente è che le critiche che sono state richiamate, che vengono contro il regolamento europeo, sono sparate nella direzione sbagliata, perché il regolamento europeo ha avuto un effetto, ce l'ha avuto in Italia, ma sono convinto che l'abbia avuto anche altrove, perché ci sono diversi casi
riportati sulla letteratura scientifica internazionale, su questo non solo archivistico, ha avuto come effetto quello di essere utilizzato strumentalmente da amministrazioni che non vogliono sottostare a determinati obblighi sia di carattere storico sia di trasparenza, per dire: io questi versamenti, questa documentazione eccetera non te la do più perché viola il regolamento europeo. Ma questo è un uso strumentale. Lo sparo che noi dovremmo fare va contro questi soggetti, non contro il regolamento europeo, contro questa distorsione. È inutile dire che di questa distorsione le amministrazioni pubbliche italiane sono state all'avanguardia nella strumentalizzazione in Europa del regolamento europeo sui dati, rispondendo ad una lunga tradizione che è la stessa per la quale soltanto quando l'Unione Europea ci ha imposto di rispettare le normative sulla trasparenza, alla fine nel 1990, di fronte al rischio di sanzioni, lo Stato italiano si è adeguato, ma si è adeguato per ultimo fra quelli dell'Unione Europea che c'erano allora. La legge 241 è stata il risultato di fortissime pressioni europee, da tutte le parti già c'era, e questa renitenza ha trovato nuovo alimento nell'applicazione strumentale del regolamento attuale. Contro questo noi dovremmo essere molto duri, tanto più che la tutela, esistono gli strumenti giuridici, come Giulia ci ha mostrato, per poterla fare. Quindi credo che questo sia un tema di estremo interesse sul quale dovremmo essere estremamente cauti. Adesso grazie a Giulia ancora per il suo intervento e chiamerei Alessandro Codello. Alessandro Codello è un fisico teorico e viene da noi perché, come molti fisici, ha in realtà una lunga storia di rapporti coi dati. E non mi diffonderò su questo argomento, però nel presentarlo devo dire che interviene su un argomento, l'applicazione degli algoritmi di long data alla documentazione archivistica, e ci racconterà, immagino, qualcosa legato al suo ruolo di principal investigator, cioè di responsabile scientifico, oltre che proponente e vincitore di un progetto. Sì, non ancora solo vincitore. Proponente, non ancora vincitore. Bene, proponente di un progetto intitolato Venice Long Data, ospitato all'European Center Living Technology dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Raffaele, non soltanto per aver organizzato questo convegno e avermi invitato, ma anche per avermi introdotto alla scienza degli archivi, avermi fatto da guida soprattutto alla struttura e alle ricchezze che sono contenute nell'archivio di Venezia. Allora, volevo prima spendere un attimo di tempo per raccontarvi chi siamo e anche per darvi un punto di vista da filosofi naturali su cos'è un archivio, cioè farvi anche vedere una prospettiva magari un po' diversa da quella che avete voi tradizionalmente e che invece abbiamo noi come scienziati che approcciano l'archivio come un organismo, come la traccia di una società lasciata nello spazio e nel tempo. Prima stavo discutendo, e anche in questi giorni, sia con Raffaele ma anche con l'avvocato Tallarida, di qual è cioè cosa pensa un fisico, in particolare un fisico teorico che quindi si occupa di come funzionano i sistemi, quando guarda l'archivio e approccia l'archivio. Allora, il modo per raccontarvi una chiave di lettura è questa. Allora, nel momento in cui noi studiamo dei sistemi che sono composti da parti, e che sono composte da molte parti, che interagiscono, e quindi cosiddetti sistemi macroscopici, questi sono governati da due leggi fondamentali, che sono due leggi fondamentali che ovunque nell'universo vanno obbedite. La prima legge è la legge della conservazione dell'energia, quindi è la prima legge della termodinamica. Nulla si crea e nulla si distrugge. Se io mi muovo,
posso con un'automobile trasformo dell'energia chimica nel combustibile in energia cinetica del movimento. Con la macchina salgo una montagna, l'energia cinetica diventa energia potenziale e un po' dell'energia viene anche dissipata in energia termica con l'attrito. Questa è la prima legge. Poi c'è una seconda legge, che è una delle leggi più importanti della fisica, che è fondamentalmente quella che è responsabile del fatto che il tempo scorre in una direzione, quindi è fondamentale in tutto ciò che ha a che fare con la storia, tutto ciò che ha a che fare con la variabile tempo, è il fatto che una quantità che ha un nome abbastanza particolare, che forse non avete sentito, ma cercherò di raccontarvi e di legarvela a un concetto che invece è molto più vicino al vostro, cioè l'entropia, cioè una quantità che cresce nel tempo. La seconda legge della termodinamica dice che c'è una cosa che si chiama entropia, che è quantificabile, e questa cresce nel tempo e non c'è nulla che si può fare per far sì che avvenga il contrario. Fondamentalmente questa è la ragione per cui noi percepiamo il tempo scorrere in una direzione. In parole povere, cos'è l'entropia? L'entropia è il disordine. Quindi, traslitterata, questa legge dice che il disordine non può che aumentare se considero tutto quanto l'universo. È chiaro che se io considero una piccola porzione dell'universo, posso fare in modo che in questa piccola porzione dell'universo l'entropia diminuisca, cioè l'ordine aumenti. Però per fare questo devo creare ancora maggior disordine, quindi non soltanto una quantità di disordine tale da compensare l'ordine che ho creato, ma devo anche pagare un sovrapprezzo al di fuori. Ok? Il concetto di entropia è arrivato a noi durante la rivoluzione industriale, quando dopo che abbiamo iniziato a costruire i primi motori ci si è iniziati a chiedere qual è il rendimento di questi motori e soprattutto esiste il moto perpetuo? La risposta è no, perché ogni volta che tu organizzi degli elementi in modo che facciano qualcosa di specifico, devi pagare un prezzo perché stai diminuendo il disordine, stai creando ordine, ok? E quindi lì nasce il concetto di entropia. Coloro che hanno proposto per la prima volta il concetto di entropia in ambito di rivoluzione industriale furono Clausius, Sadi Carnot e poi Lord Kelvin, che è quello che poi è anche legato alla scala delle temperature. In una fase successiva, all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, si è compreso la natura microscopica, per esempio, della temperatura. Si è capito che la temperatura è il movimento degli atomi. Cioè, più gli atomi di cui siamo composti, di cui tutto è composto, si muovono, più alta è la temperatura. E fondamentalmente si è potuto arrivare a capire che l'entropia, che a livello di macroscopico, diciamo, degli ingegneri e dei fisici del moto della rivoluzione industriale, era ancora una cosa difficilmente comprensibile, Ludwig Boltzmann è arrivato a capire che effettivamente l'entropia non è altro che il disordine. Cioè Boltzmann ha capito che è più probabile che la stanza dei vostri figli, per esempio, sia in disordine perché ci sono molti più stati microscopici che noi chiamiamo disordinati rispetto a quelli ordinati. Cioè c'è solo un modo di disporre le cose nella stanza che noi andiamo a chiamare ordinato, ma ce ne sono tantissimi altri che invece sono disordine. Okay? Il che significa che se le cose vengono disposte a caso, e il caso è il principio guida dell'universo fondamentalmente, se le cose sono disposte a caso è molto probabile che siano in disordine. Quindi il motivo per cui costa del lavoro, bisogna inveire contro un teenager perché metta in ordine la stanza, è perché gli si sta chiedendo di diminuire il disordine, cioè di fare un lavoro per aumentare localmente l'ordine. Quindi Boltzmann capisce qual è l'idea microscopica, cioè capisce che l'entropia è questa questione qua, il fatto che gli stati disordinati sono più probabili di quelli che noi andiamo a considerare stati ordinati. E qui siamo all'inizio, dalla fine del Novecento. Questa idea rivoluzionaria di Boltzmann purtroppo non è subito compresa dalla comunità scientifica, tant'è che Ludwig si suiciderà a Duino, che è qui sulla costa adriatica, vicino a Trieste, perché era ospite del castello dei Tununtaxis,
e purtroppo è caduto in depressione e si è suicidato. Tra l'altro, se volete, c'è anche un bel documentario fatto da un professore dell'istituto, la Sissa di Trieste, che è uno degli istituti con cui collaboro, la Scuola Superiore di Studi Avanzati. Il professor Mussardo ha fatto un biopic sulla vita di Boltzmann, che è qualcosa aperto a, diciamo, al grande pubblico, che vi invito a guardare, perché l'entropia è una cosa che secondo me gli archivisti hanno a che fare tutti i giorni, e adesso vi spiego perché. Quindi siamo adesso dal 1900, passiamo di altri 50 anni, arriviamo nel 1948, siamo negli Stati Uniti, in particolare ai laboratori Bell, e qui c'è un matematico, ingegnere, che si chiama Shannon, che scriverà un opuscolo che avrà un impatto fondamentale per lo sviluppo della tecnologia ed è per le premises tecnologiche che poi porteranno al mondo che ha appena descritto l'intervento precedente al mio. Shannon praticamente fa una ventina di pagine, come capita spesso, rivoluzionarie. In queste pagine Shannon costruisce quella che lui chiama a Mathematical Theory of Communication. Cioè Shannon si domanda quali sono le condizioni per far sì che io possa mandare un messaggio in modo che non ci siano errori. Allora, Shannon capisce che per comunicare tra A e B, se voglio mandare un messaggio, nel momento in cui questo messaggio nel media, che si trasferisce nello spazio, ma voglio dirvi anche nel tempo, quindi anche un testo scritto, quante volte devo essere ridondante per far sì che dopo 100 anni sia leggibile senza perdita di informazioni, dopo 1000 anni quante volte devo riscrivere la stessa informazione, oppure il mio telefonino che deve comunicare con un altro telefonino, quel messaggio che invio attraverso onde elettromagnetiche, come deve essere strutturato per essere sicuro che non venga persa l'informazione? Per rispondere a questa domanda bisogna rispondere alla domanda cos'è l'informazione. Ed è qui che Shannon ragiona, ed è qui che Shannon ripercorre indipendentemente la stessa catena di ragionamenti che aveva percorso Boltzmann più di 50 anni prima. Tant'è che Shannon arriva alla quantificazione del concetto di informazione, e nel momento in cui lui mostrerà la sua tesi a un altro dei padri fondatori della nostra era, cioè John von Neumann, che era non solo matematico ma era anche fisico, fondatore della meccanica quantistica, quindi conosceva bene i lavori di Boltzmann, nel momento in cui legge la tesi di Shannon gli dice: guarda Shannon, tu non hai fatto altro che riscoprire il lavoro di Boltzmann, ma ci hai messo un meno davanti nella definizione, perché tu hai chiamato informazione il contrario di disordine. Sì, qui siamo nel 1948, siamo ai primordi, quindi appena finita la seconda guerra mondiale, ai primordi della nostra era informatica. Quindi Shannon ritrova la stessa definizione ma ci mette un segno davanti, perché Shannon la guarda in maniera positiva, cioè qualcosa di ordinato mi è costato del lavoro, mentre durante la rivoluzione industriale, quindi l'altra rivoluzione, se volete, questa è la rivoluzione informatica, quella era l'evoluzione dell'utilizzo dell'energia, cioè nell'Ottocento la rivoluzione industriale è basata sulla colonna dell'energia, quindi la prima legge della termodinamica, cioè utilizzare l'energia devo comunque capire come non perdere energia, come comunque devo pagare dazio all'entropia. In questa nuova rivoluzione devo proprio capire cos'è questa entropia, non solo so che aumenta, ma devo proprio capire. Quindi Shannon arriva a costruire questa stessa quantità, solo che l'informazione è il contrario dell'entropia. Cioè, se io inizio a organizzare qualcosa, sto mettendo dell'informazione, o se io faccio del lavoro per preservare che qualcosa si sfaldi, sto facendo del lavoro per preservare dell'informazione. Ecco, questo è quello che è un archivio. Un archivio, una biblioteca, è una fortezza che in questo messaggio che viene mandato nel tempo cerca di preservare l'informazione che è scritta in tutti i nostri documenti da il naturale sfacelo che è insito nelle leggi fondamentali del cosmo. Quindi il lavoro che si fa in un archivio è proprio questo, cioè tutto quanto le idee, gli accorgimenti, e il goal fondamentale è riuscire a preservare un messaggio che è scritto da una società del passato. Quindi in qualche modo stiamo mantenendo questo messaggio nel tempo. Ma adesso qui poi c'è un'altra parte che bisogna tenere in considerazione. Allo stesso tempo, questo messaggio che vogliamo preservare in un archivio è qualcosa che è prodotto da un organismo. Adesso qui torniamo un attimo in un altro, voglio farvi un esempio di biologia.
perché per un filosofo naturale noi usiamo un paradigma che cerca di abbracciare tutto quello che vediamo nell'universo. Allora, quando noi guardiamo una cellula, in cosa la cellula è diversa da un oggetto in movimento? Un oggetto in movimento è un insieme di atomi che è organizzato e si muove, quindi in una macchina. Una cellula è qualcosa di molto più complicato, perché è un insieme di parti che sono più della semplice somma delle parti, perché le interazioni pesano. Ok? Quindi una cellula è qualcosa che per stare insieme si deve organizzare, perché altrimenti se non ci fosse un principio di organizzazione, noi sappiamo benissimo che ad esempio noi siamo fatti di un tot chilo di carbonio, siamo fatti di un pochettino di ferro, ossigeno, idrogeno. Noi non siamo semplicemente questi elementi che invece diventiamo dopo che il principio organizzativo, la forza organizzativa finisce in un organismo, cioè dopo la morte. Quindi significa che anche negli esseri viventi c'è la questione di entropia fondamentale, la gestione dell'informazione, cioè noi abbiamo bisogno di avere delle strutture che mantengono l'informazione. Le cellule devono muoversi sempre lungo le nostre vene perché devono portare particolari sostanze da un punto all'altro, perché se viene meno questo e se iniziano a fare solo il loro moto aleatorio siamo morti. Bene, nell'idea in cui anche una società, delle organizzazioni quindi eusociali, cioè quindi nel senso un insieme di individui diventa qualcosa che è più di un insieme di individui, è fondamentale avere un modo per scambiare l'informazione. E qui mi riallaccio alla storia che ha fatto Raffaele ieri, la storia della scrittura, che in realtà questa storia inizia ancora prima. Gli esseri umani sviluppano il linguaggio a un certo momento, e nel momento in cui sviluppano il linguaggio fanno un enorme salto avanti, iniziano a colonizzare il pianeta, perché è un primo modo di veicolare informazione. Quindi la parola, il linguaggio verbale, è un modo per scambiare informazioni. Se puoi scambiare informazione vuol dire che puoi organizzarti per andare contro l'entropia. Quindi gli uomini, al posto di essere come gli animali, completamente abbandonati a se stessi e al massimo interagendo solo per via dei loro istinti, possono organizzarsi, perché possono scambiare delle informazioni attraverso il linguaggio. Solo che il linguaggio ha una certa limitazione. Tu scambi, il linguaggio è effettivo nel mantenere un legame nel momento in cui c'è il legame familiare fondamentalmente, oppure il legame di io ti conosco, ti parlo, tu capisci quello che dico. Ed è per questo che nel primo periodo della storia dell'uomo le società avevano una scala, che è fondamentalmente la scala che può essere tenuta insieme dal veicolare informazioni attraverso la lingua. Se noi vogliamo creare delle strutture che sono più grandi delle strutture delle tribù, quindi delle bande o delle tribù, abbiamo bisogno di un altro modo per veicolare informazioni che sia a scala superiore di quello della mia cerchia di conoscenze e per tempi superiori a quello della mia vita. Ed è qui il motivo per cui la scrittura e la nascita delle società sono complesse, sono estremamente linkate. Ed è proprio per questo motivo per cui la scrittura nasce non tanto per raccontare le storie che potevano essere raccontate verbalmente, ma per codificare l'informazione fondamentale per quell'organismo che è la società. Quindi poi le società crescono, ovviamente passa il tempo, e una società per crescere non può prescindere dalla burocrazia, perché la burocrazia è l'elemento informativo che la tiene insieme, altrimenti si sfalda. Quindi in quest'ottica noi vediamo anche una società, anzi voglio studiare una società antica, come ad esempio è stata la Repubblica di Venezia o altri casi, io vado a vedere l'imprint, questa informazione che ha lasciato. E questa poi è depositata negli archivi, perché anche le società che hanno, come dire, ricevuto in dono una storia principale spendono energie per preservarle, quindi per fare in modo che l'entropia non vinca su questo set di informazioni. Ecco. Questo è un po' un punto di vista di scienze naturali, in cui noi vogliamo vedere, diciamo, l'universo, quindi tutti quanti i fenomeni in un unico sono tutti quanti collegati, e quindi per questo l'informazione e l'entropia sono in realtà qualcosa che quando io ho visitato per la prima volta gli archivi mi sono reso conto di quanta informazione, di quanto lavoro per andare contro la seconda legge e quindi quanta struttura c'è in questi documenti. Quindi questo è un primo grande cappello diciamo, teorico. L'altro è quello che nel momento in cui io voglio studiare una società è qualcosa che interagisce, quindi queste interazioni sono oggi contenute in questi documenti e in tutto ciò che è contenuto nell'archivio, e quindi qui entra in campo adesso
la parte di scienza della complessità, di scienza che cerca di modellizzare le reti sociali, che cerca di modellizzare l'attività economica però inserita nel contesto di una società che si evolve. E infatti i miei altri collaboratori, in particolare, allora, Venice Long Data è un progetto di ricerca che è, come è stato detto prima, ospitato da Ca' Foscari e che adesso si sta anche andando a partecipare a vari grant europei. Abbiamo costruito un consorzio e ci sono dentro il professor Guido Caldarelli, che è un famoso fisico delle scienze dei network ed è professore ordinario all'Istituto di Alta Formazione di Lucca, e poi c'è la professoressa Raffaella Burioni, che è invece anch'essa una fisica statistica dell'Università di Parma. Poi c'è Petra Nowak, che è una professoressa allo Joseph Stefani Institute di Lubiana, che è un istituto che si occupa di come dire, language data, quindi dopo ci aiuterà anche a leggere e a cercare di comprendere su grossa scala le informazioni che ci sono nell'archivio. Poi c'è il nodo dell'ICLT, dove per esempio partecipa anche Simen Aslan, che è qui con noi, che dopo vi racconterò anche la parte che abbiamo fatto insieme. E poi c'è tutto un gruppo che sta nascendo. E poi ovviamente abbiamo avuto la consulenza fin dall'inizio, che ci ha aiutato a comprendere cos'è l'archivio e a rispettarne la costruzione, che noi abbiamo imparato a capire come un organismo. Ieri, quando avete discusso e ho sentito la discussione anche sull'organizzazione per materia, io ho capito subito che quello è un organismo. Pensare di riorganizzare l'informazione dell'archivio secondo la materia sarebbe come per uno zoologo prendere una zebra e farla a pezzettini e mettere tutte le parti nere da una parte e tutte le parti bianche dall'altra per studiare un organismo. Cioè le relazioni che ci sono naturali nei fondi sono fondamentali, perché mi spiegano come questa cosa è cresciuta e si è stratificata nel tempo. E infatti, adesso inizio, ho fatto questa premessa perché siete un pubblico nuovo per me e volevo cercare di trovare dei punti, dei ponti, e cercare anche di raccontare come in realtà concetti che sono normalmente scientifici in realtà sono molto umanistici, perché diciamo la scienza umanistica è la scienza dell'informazione, le tracce che nella storia sono rimaste. E e quindi sempre per via della consulenza e di tutto ciò che Raffaele mi ha raccontato, perché mi ha fatto proprio un corso sintetico di scienze archivistiche, mi ha portato poi a fare la prima cosa che ho fatto sull'archivio di Venezia, cioè farne una mappa. Ho fatto una mappa proprio perché la seconda cosa che fa uno scienziato quando approccia un problema nuovo è mappare il territorio, cioè capire. Ad esempio, quando abbiamo approcciato lo studio dell'universo, abbiamo iniziato a mappare, a misurare, a capire quali sono le relazioni, quali sono le cose dipendenti, come si è evoluto un particolare ramo, sapere dove spostarsi, e sapendo che, comprendendo la struttura, per esempio, dell'archivio, di come si è evoluto nel tempo e nello spazio, capisco tanto anche della società che l'ha prodotto l'archivio. Quindi adesso questo è un attimo in pillole, Venice Long Data. Ovviamente da noi la parte quantitativa è molto importante, e volevo solo sottolineare, forse per coloro che non hanno mai sentito il modo di dire long data è ortogonale al concetto di big data, dopo lo vedrete. Prima abbiamo parlato di big data, oggigiorno le nuove tecnologie delle informazioni che nascono da questo lavoro di Shannon ci permettono di raccogliere una quantità di informazioni incredibile, però è un'informazione che ha una profondità temporale minima, perché Google puoi andare indietro solo di 20 anni, poi non c'è più nulla, però la quantità di informazione, di gigabyte, di pagine è enorme. Invece l'archivio è l'opposto, è qualcosa che, se misurato con gli standard di oggi, magari non ha i petabyte che produce Google in ogni minuto, ma ha una profondità storica straordinaria, e poi è anche qualcosa che è conservato con dei principi di information technology, perché alla fine la scrittura è la scrittura è la prima vera rivoluzione di information technology. Internet è un'altra rivoluzione, quindi in realtà quindi il modo giusto, l'idea giusta per descrivere cosa si può fare su un database come l'archivio di Stato è quello di long data, ok? E l'archivio di Stato lo conoscete tutti, non ve lo devo introdurre, allora vi faccio vedere la mappa che abbiamo creato dell'archivio di Stato. Allora, la prima cosa che ancora prima di misurare, qui voglio ancora prima di misurare, uno usa quella che i matematici chiamano la topologia. Voi, conoscendo il greco, sapete che la topologia è la scienza delle forme.
Quindi ancora prima di arrivare a cognizioni metriche, cioè dire questa cosa dista da qui di un certo numero di metri, mi interesso delle relazioni, della contingenza, della continuità. La topologia si fonda sulla continuità, cioè qual è la struttura? In questo caso un archivio è naturalmente una struttura a rete. Qual è la struttura in cui è organizzata l'informazione? Allora io, dopo aver preso lezione da Raffaele, ho preso le fonti che lui mi aveva detto di guardare, quindi in questo caso il Damosto e il sistema informativo dell'Archivio di Stato, e ho semplicemente rimappato, secondo, diciamo, usando le mie tecniche. Questa è informazione che voi avete già visto, che sono sicuro che voi avete già, questo modello lo avete già nella vostra mente. Io adesso l'ho creato in modo che lo posso mostrare a gente che non ha la vostra pluriennale esperienza. Questa è una mappa della struttura topologica, quindi delle relazioni, e in particolare la prima cosa che vedo con estrema facilità, emerge con estrema chiarezza da questa immagine, è che la struttura gerarchica, naturale, e uso la parola proprio naturale, di un archivio è evidente. Quindi il primo anello, che qui ho colorato in rosso, è l'anello dei fondi. Cioè, se noi guardiamo, questo è l'origine, qui vedete una linea. Se io tronco questa figura a livello delle linee, ognuno di questi punti è un diverso fondo. Poi voi sapete bene che i fondi si dividono in serie. Quindi ci sono dei fondi che si dividono, magari si diramano in tantissime serie, altri fondi che si diramano in meno serie. Certi fondi si diramano in una forma molto più strutturata, tra virgolette razionale, altri fondi hanno una struttura ad albero quasi più aleatoria, perché qualche fondo, come vedremo dopo, è stato creato di imperio in un dato momento, magari è più moderno, scopriremo, e altri invece sono cresciuti perché è una magistratura che all'inizio era più piccola, poi si è divisa, poi ha iniziato a riorganizzare l'informazione. Poi vado avanti e vedo che le varie serie si biforcano in sottoserie. Quindi questa è un'immagine dall'alto dell'archivio, ma non un'immagine metrica, è un'immagine di relazioni. L'altra cosa che quando ho imparato l'organizzazione di un archivio mi ha colpito molto è stata proprio la definizione di unità archivistica. Quindi questo è un albero e poi le foglie sono le unità archivistiche. E qui voglio farvi vedere, sottolinearvi che anche voi usate molto il concetto di informazione, perché l'unità archivistica è quella cosa che non posso dividere ulteriormente senza perdere informazione. Questa è proprio una definizione da scienza dell'informazione. Ok? E quindi queste qui si arriva fino al livello delle sottoserie. In particolare questo che ho fatto vedere è la mappa completa dell'Archivio di Stato di Venezia, e qui ho colorato in rosso la parte che invece è nata, quindi quegli alberi, quei rami di quindi questi alberi di questa foresta che hanno una data iniziale che è prima della caduta della Repubblica. Quindi questa è la parte che è stata fatta, la parte più storica. E infatti vedete che quei rami più razionali sono i pezzi moderni dell'archivio, perché magari durante il periodo austriaco, quello francese, arrivava un'idea appunto, come dire, illuministica, che decideva adesso noi organizziamo così l'archivio, facendo tutti i vari anni, tutte le varie cose. E vedete che anche solo guardando la struttura, guardando nella statistica, uno può imparare già molto sui tempi con cui si è stata creata e il modo in cui è stato creato. Un'altra cosa che mi interessa molto è quella di immaginare di fare questa stessa analisi anche per gli altri archivi italiani, vedere le differenze, capire le commonalities e invece le differenze. Quindi qui adesso mi concentro sulla parte della Repubblica di Venezia, quindi ho preso solo la parte rossa e l'ho riorganizzata, e in particolare adesso vi evidenzio particolari fondi, che sono i fondi che hanno iniziato ci interessano in particolare a noi di più, perché sono quelli a cui abbiamo iniziato a studiare. In particolare qui vi faccio vedere il Fondo del Senato, che è uno dei fondi più interessanti sia per la loro estensione temporale che per la loro estensione spaziale, ed è bello vedere in una struttura gerarchica anche qual è il peso topologico che una determinata struttura ha. Ad esempio questo è un altro fondo che abbiamo guardato, che sono i Savi e le Decime, oppure ci sono il Consiglio dei 10 che ne ha un'altra struttura, oppure ci sono i commemoriali che sono un fondo più piccolo, anche se sono particolarmente omogeneo e lungo. Quindi questa è una mappa che è qualcosa che mi ha aiutato noi a capire com'è il primo livello della struttura dell'informazione all'interno degli archivi. Poi
ho voluto provare a aggregare l'informazione quantitativa. Adesso abbiamo fatto la parte topologica, passiamo alla parte metrica. I fondi, ci sono due misurazioni, e qui voglio fare un altro piccolo parentesi da fisico, è il fatto che noi viviamo nello spazio-tempo. In particolare ho anche fatto molto lavoro nel campo della relatività. Allora, nel paradigma della relatività noi viviamo nello spazio-tempo, quindi ciò che le coordinate non si parla più di un luogo, ma si parla di un evento. Un evento è qualcosa che ha delle coordinate spaziali e delle coordinate temporali. Okay? E quindi anche qui naturalmente ci sono dimensioni temporali e dimensioni spaziali. In questa immagine è un'immagine dove ho cercato di mettere insieme la struttura topologica con quanto grande è il big data, cioè quanto pesa un particolare fondo. Allora, cosa ho fatto? Dato che, come sapete bene, i documenti che ci sono in un archivio sono così compositi che l'unico modo per misurarli quantitativamente è per la lunghezza degli scaffali, ogni fondo e poi ogni serie e sottoserie ha una misurazione della sua lunghezza. Quindi in particolare qua ho messo insieme l'informazione relativa alla lunghezza totale del fondo e l'ho allineata con il fondo. Allora, se vi ricordate prima, il primo pezzo dell'albero è il fondo prima che si dirami, quindi questo qui è il fondo del Senato. Quindi la prima parte rappresenta il fondo fino alla diramazione. Qui ho allineato una barra blu che in questa scala, che badate bene è logaritmica, cioè 10 metri, 100 metri, 1000 metri, perché altrimenti non riuscirei a rappresentarla, rappresenta quanto materiale c'è. Questo è fondamentale quando devo comunicare a un audience che non è degli archivisti, è un audience diciamo di scienziati magari, o anche solo di storici o umanisti che non conoscono magari anche all'estero il nostro archivio, per far capire che qui c'è non solo long data, ma in realtà c'è anche un big data. Okay? Allo stesso tempo poi qui ho fatto la stessa immagine, però questa è per tutto l'archivio di Stato. Quella di prima era per la porzione relativa alla Repubblica di Venezia, questo è tutto quanto l'archivio di Stato. E quindi questo ci aiuta anche a individuare quali sono i fondi importanti da quella direzione. Una cosa successiva a questo punto è: continuiamo con la nostra esplorazione. Quindi io ho creato questa mappa, ma questa mappa in realtà è un atlante dell'archivio. Voi potete immaginarla interattiva se volete, ce l'ho anche interattiva, ma queste sono soltanto piccole technicality. Io adesso prendo il fondo del Senato e la stessa struttura gerarchica di fondo, serie, sottoserie, al posto di rappresentarla in maniera circolare rispetto al fulcro, la faccio in maniera verticale. Quindi questo, adesso qui non si legge, ma qui c'è scritto Senato, quindi questo è questo punto qua, lo riporto qua. Questi branch qui della linea blu li riporto qua. E qui vedrete che ovviamente ci sono i dispacci, le deliberazioni, e quindi qua io posso esplorare tutta la struttura. Quindi questa immagine qui è fondamentalmente la stessa struttura che trovate sul SIASVE quando espandete l'albero. È un'altra raffigurazione della medesima informazione. E la posso esplorare. In particolare questo è servito molto a noi perché dopo, quando vi spiegherò qual è il nostro approccio, ci è servito per capire cosa c'è in un determinato fondo. Quindi uno può esplorare il coso. Un'altra immagine che è molto importante perché mostra proprio cosa vuol dire che questo data, cioè cosa vuol dire, quanto profondo è il dato dell'archivio e quanto lungo è il dato dell'archivio. Qui ho fatto un'altra immagine dove ho preso ogni fondo, sempre a livello dei fondi. Io ho anche il dato che mi dice la data di inizio del fondo, il primo pezzo e l'ultimo pezzo, quindi posso calcolare il periodo in cui questo fondo ha ricevuto contributi. Li ho ordinati in base al più vecchio, ok? Quindi questo qui è il fondo più vecchio che nasce circa nell'847, credo che è il documento che ha citato ieri Raffaele, e poi si estingue magari qua, e così facendo sono ordinati per data di inizio. Questo ci fa vedere ovviamente subito anche a uno, adesso volevo fare una parentesi, sappiamo tutti che è successo qualcosa di importante a Venezia nel 1797, ma immaginiamo di essere scienziati dell'anno 10.000, in cui noi non abbiamo altra memoria di questa società, cioè come quando noi andiamo a guardare la società minoica o la società antica, abbiamo semplicemente della scrittura che magari non sappiamo neanche leggere, però possiamo fare già della statistica perché magari riusciamo a datarla. Ecco. Qua
si vede subito che questo archivio a livello di long data ha due fasi, viene da dire, cioè c'è una fase molto pesante che ha un'area molto grande, anzi questa sarebbe anche proprio una definizione matematica di cosa vuol dire che un archivio è profondo. Se io dovessi io posso dire ad esempio ci sono 50 gigabyte di informazione prodotte da Facebook ogni giorno, ma se devo fare un comparison tra diversi archivi, a questo punto devo costruirmi una quantità spazio-temporale, qualcosa che sia come un prodotto tra tempo e spazio, per dire è più importante, tra virgolette, l'archivio di Firenze o quello di Venezia, qual è quello più lungo, quello più profondo? Fondamentalmente dal punto di vista di un quantitativo è l'area di questa figura, mi dice quanto impronta nello spazio e nel tempo c'è, e poi guardando mi fa vedere già queste curve hanno una statistica che mi raccontano molto degli enti produttori e di ciò che... Io sono, diciamo, molto interessante, ma sono preoccupato quando lei dice dopo. Ah, sì, ok. No, l'importante è adesso volevo fare un'introduzione generale in modo da avere anche poi Questa immagine qui invece è un'immagine dove faccio un comparison tra big data, cioè quanto informazione c'è in un fondo e quanto invece è lungo questo fondo. Non c'è una particolare correlazione, la cosa che è una cosa molto importante è che esiste fondi che sono vecchi, lunghi, cioè profondi, lunghi e anche grandi. Quindi c'è veramente tanta informazione del passato in questo archivio. Ok, quindi questa è un po' la parte generale. A questo punto noi abbiamo capito che l'archivio, adesso vi ripeto l'ovvio per voi, però ha una struttura d'albero e ci sono particolari fondi, e questi fondi sono degli alberi che arrivano ad avere delle foglie. A questo punto, se io voglio approcciare e studiare un fondo, la cosa che devo fare è trattare con una particolare metodologia ogni singola unità archivistica, ed eventualmente dopo posso rimettere insieme queste unità archivistiche per creare qualcosa che ha a che fare con la sottoserie, e poi li metto insieme per avere qualcosa che ha a che fare con la serie. Il primo fondo che abbiamo analizzato, e di cui ho due esempi ma ne abbiamo diversi perché il nostro approccio è integrale, è quello del Senato, in particolare le deliberazioni. Ancora una volta voi sapete benissimo la storia del Senato, quindi salto, e torniamo all'immagine a cui eravamo arrivati prima, cioè l'albero del Senato ha le deliberazioni, e in particolare le deliberazioni ci sono di vario tipo, però io mi sono focalizzato partendo dalla serie più vecchia, quella dei misti, e ho questo albero è a livello di sottoserie, ma una sottoserie poi si rompe nelle sue unità, quindi ho preso ognuno di questi rami finali e l'ho frammentata nelle unità archivistiche, e mentre prima c'era solo la relazione, adesso ci metto anche il tempo. Quindi quello che ho fatto qui è, vedete, ognuno di questi tasselli è un'unità archivistica e copre il periodo dove inizia e dove finisce, ordinate cronologicamente e colorate secondo la serie, la sottoserie, quindi misti. Quindi vedete che la serie dei misti, ovviamente c'è un tassello qui che ho tagliato, dopo lo vediamo, comunque inizia nel 1330, ci sono dei volumi che coprono uno span temporale più grande, altri meno, e questo si evolve fino ad arrivare al 1400, dove ne esce una prima costola. In realtà qui c'è già una prima costola in pochi grossi registri che sono i cosiddetti segreti alfabetici, però quello che succede di veramente importante è che a un certo punto nasce una costola che sono i segreti, e dopo nel 1440 nel gergo di un fisico si biforca, cioè i misti decadono in terra e mare, e uno si può domandare, noi siamo fisici e abbiamo sempre a che fare con questi processi in cui qualcosa si decade in parti, perché succede questo? E nella figura successiva l'ho capito, perché questa è la stessa figura, però dove ho messo come coordinata in questa direzione quante carte ci sono. Quello che capisco è che nel passare del tempo i registri diventano sempre più grandi, a un certo punto diventano così grandi che c'è anche un limite fisico che forse induce la separazione in due serie diverse. Fatemi poi dire una cosa su queste due figure. Questa è la figura che ho fatto con l'indice, con un indice che mi era stato fornito, e non posso ringraziarla, dalla direttrice Giubbini, che era stata la prima che avevo contattato. Lei mi aveva fornito un indice con cui
è stato uno dei vari pezzi di informazione che ho usato per costruire questo Atlante. E in questo indice, che era un file Excel, ho creato questa figura. Nel momento in cui guardi questa figura, vedete che ci sono dei pezzi che sono palesemente fuori posto. Ad esempio, questo tassello blu dovrebbe stare qua, dove c'è un buco. Oppure questo tassello qua è troppo lungo. Perché succede questo? Succede questo perché all'interno di questo indice ci sono dei typo. I typo possono essere scambiare due cifre così o così. E quindi questo fa sì che o un tassello vada al posto di essere nel 340 del 430. Ecco. Questi errori, che io poi a livello di long data correggo in un attimo, può essere molto difficile se li devo cercare. Infatti una volta che io ho visto questo tassello fuori posto, sono tornato all'indice che avevo fotocopiato, da cui ero partito, e l'ho cercato e mi ci è voluto tempo, perché sono centinaia e centinaia di numeri per pagina per trovare. E poi finalmente ho trovato, ecco, qui hanno sbagliato e hanno invertito una cifra. Quindi una delle tante cose che possono fare i big data, adesso non ho tempo di elencare, ma è anche quello di controllare la consistenza incrociata. Un altro esempio che non avrò tempo di raccontarvi sui savi alle decime. I savi alle decime hanno sia degli indici alla veneziana, dove sono riportati i nomi, ma anche proprio le tabelle vere e proprie nel catasto. E quindi c'è la stessa informazione ripetuta 2 volte. Ora può anche essere che anche nella sorgente originale ci possono essere dei mismatch. Questi sono tutti strumenti che ti permettono di controllare la consistenza e di incrociarlo, oppure ricostruire l'informazione, perché magari, e questo è quello che voglio mostrarvi in questa figura qua, magari è successo un evento storico tipo Palazzo Ducale che brucia nel 1473, credo, e mi distrugge una fonte, cioè i 14 registri del Senato. Bene, questa informazione è completamente persa? Per fortuna no, perché ci sono altri fondi che possono contenere informazioni simili. Per esempio ogni tanto ci sono i commemoriali che riportano. Allora io adesso che analizzo i commemoriali, ho i registri di commemoriali, posso dire guarda, a una determinata pagina di un determinato volume un pezzo dell'informazione è lì. Oppure posso guardare alle rubriche, dato che l'altra cosa che mi ha insegnato Raffaele fondamentale è che devo portare tutto il corredo di un determinato fondo. Quindi noi guardiamo anche le rubriche. Le rubriche, nel momento in cui le ho analizzate, le posso usarle per ricostruire l'informazione, perché fondamentalmente mi offrono un regesto che io posso virtualmente dissezionare la zebra e fare in modo di ricostruire determinati pezzi. Ecco, questo è... Quindi adesso ho capito che io devo analizzare individualmente ognuna di queste unità archivistiche. E in particolare il nostro approccio, che adesso poi vi illustro, verrà applicato ad ognuna di queste unità archivistiche. E qui i ragazzi di ieri hanno già introdotto uno dei passaggi. Allora, noi adesso vogliamo fare un'analisi quantitativa, cioè vogliamo portare questa mappa proprio dentro i singoli documenti, e quindi vogliamo avere questi documenti trascritti in modo che possono essere sia un modo per fare nuovi tipi di ricerche che vanno proprio nel merito della singola delibera in questo caso, ma anche poi possono essere la base per studi aggregati, quantitativi o nuovi modelli. E in particolare il nostro approccio, quindi siamo arrivati a una particolare unità archivistica. La particolare unità archivistica come l'approccio? Generalmente ci sono 3 passaggi a questo livello, cioè la digitalizzazione, e qui voglio aprire un'altra piccola parentesi, perché c'è digitalizzazione e digitalizzazione. C'è una digitalizzazione che è solo funzionale a una trascrizione, che quindi non ha il fine di essere il posto dove voglio mantenere l'informazione a lungo termine. E quindi quella lì può essere, ad esempio, un'altra cosa importante da sapere riguardo ai software tipo quello Transcribus. Anche qua insieme a Sinem abbiamo applicato esattamente quello che vi hanno raccontato ieri i nostri amici di Napoli, cioè siamo riusciti a trascrivere ad oggigiorno utilizzando l'intelligenza artificiale, che è un'altra rivoluzione che ormai è ovunque nelle nostre vite, e noi abbiamo un testo che è anche più semplice del loro, e questo testo qui noi siamo riusciti già ai primi run avevamo qualità del 99%, e poi noi abbiamo scritto anche un codice che viene sia prima che dopo quel pacchetto di Transcribus, che pulisce le pagine, perché ad esempio quando c'è una pergamena c'è un lato molto lucido e c'è un lato che invece ricorda i peletti della pergamena, quindi c'è un particolare sporco che può essere pulito in un pre-processing. E poi dopo abbiamo scritto un codice che dall'output della trascrizione, che ci riporta le coordinate di ogni singolo segno trascritto, possiamo fare anche un codice che crei un'apparenza della pagina che sia esattamente metricamente
uguale all'originale, anche questo per aiutare. Ma poi dopo noi vogliamo fare un altro passaggio. Questa trascrizione per noi è un passaggio intermedio di cercare di arrivare a una prima struttura che rappresenta l'unità archivistica. Quindi noi dobbiamo, una volta che abbiamo la versione trascritta, dobbiamo fare varie cose. Una è segmentare, cioè dividerla, perché noi sappiamo che il Senato è una collezione di delibere, quindi c'è in un qualche modo qualcosa che è di struttura ancora più piccola, l'atomo vero e proprio è la delibera. Quindi noi dobbiamo dividere le varie delibere e poi dobbiamo datare le varie delibere, perché le delibere sono dei documenti datati. E poi una prima cosa da fare, e qui c'è stata ieri la sovrintendente quando ci ha raccontato del suo lavoro fatto a Istanbul, a un certo punto quando ho dovuto creare l'indice dei luoghi, quello è un lavoro. Ricordatevi, lavoro significa qualcosa che crea ordine, che crea informazione. Il lavoro di estrarre dalle pagine le persone e i luoghi, normalizzarlo ovviamente attenendosi a tutte quante le pratiche corrette, è un lavoro che crea alla fine la versione astratta del registro, quindi dell'unità. Cioè alla fine mi trovo ad avere quello che i matematici e gli studiosi di teoria delle reti chiamano è un grafo tripartito temporale. È una cosa molto semplice che voi sapete che ogni singolo documento, che qui è un pallino blu, ha una data innanzitutto, ma è collegato ai luoghi, che sono i pallini, sono i nodi verdi, ed è collegato alle persone, ovviamente normalizzate. Quindi il lavoro che da sempre fanno gli archivisti, e qui cito il lavoro del Pedrelli, che per esempio ha fatto questo lavoro sui commemoriali, cioè di creare gli indici, significa semplicemente un matematico, uno che guarda la struttura dell'informazione aggregata, ti dice sta creando un grafo. Quindi questa è la struttura che ci sta sotto ognuna delle unità archivistiche del Senato. Poi, ovviamente, ad ognuna di queste unità c'è sia il regesto e poi c'è proprio il documento vero e proprio. Il fatto di avere di essere arrivati qua, di essere arrivati all'astrazione, è la base per fare due cose fondamentali. Una è un nuovo modo di fare ricerca, cioè creare degli strumenti di corredo, se volete, che permettono una ricerca di nuovo tipo su delle fonti che sono molto complesse, come ad esempio il Senato. Dall'altra parte sono la base per la modellizzazione delle scienze dei network, per esempio. Per esempio, una cosa che posso fare a partire da qui, quindi uno studio scientifico, è ricreare la struttura sociale, cioè creare dei link tra soggetti storici che sono nominati nello stesso documento. E quindi, per esempio, posso studiare l'evoluzione all'interno del Senato del potere delle varie famiglie nel tempo. E questi sono studi, adesso chiudo, e questa è, diciamo, la direzione scientifica. Adesso, giusto per concludere, volevo farvi vedere invece un prototipo, un'idea di come si può usare questa struttura per fare anche una ricerca, cioè che tipo di ricerche, che tipo di strumenti di corredo potrebbero anche emergere. Voi immaginate che adesso abbiamo applicato il nostro approccio a ognuna delle unità archivistiche, poi le abbiamo rincollate tutte insieme, abbiamo creato una rappresentazione, qui dietro c'è proprio la serie dei misti. Scrivo una parola chiave, peste. Bene, quali sono le delibere che hanno a che fare con la peste? Può essere qualcosa nominato nei regesti, può essere un tag che ci associo, può essere la parola in latino nel testo originale. Vengono fuori. Queste sono datate. Ma poi, e quindi cosa posso fare? Posso costruire un'immagine che mi rappresenta della distribuzione temporale degli eventi peste. Perché posso guardare questi plot che mi dicono all'interno di tutto lo scaffale, io è come se lo potessi sondare tutto d'un colpo e andare a vedere laddove ci sono episodi di peste. Perché ricordiamo, io sto facendo una ricerca, ovviamente trovo qualcosa che si sa bene per gli storici di oggi, ma immaginate di nuovo di essere dell'anno 2000, cioè 2000 anni nel futuro, noi riusciamo a vedere degli eventi che hanno una traccia, poi possiamo trovare degli eventi minori, ok? Posso fare delle ricerche correlate. E quindi questo qui è la sua impronta temporale, però ho anche il link con i pallini verdi, quindi ho anche l'impronta spaziale, cioè sulla mappa, perché tutta questa informazione dei luoghi è naturalmente georeferenziata, e quindi vedo
come si distribuiscono gli eventi di peste in questa serie che sto guardando. E poi a questo punto posso ordinare tutti i documenti che hanno a che fare con un ordine cronologico e posso presentarti già una storia, cioè del materiale che ti racconta tutti gli episodi, e questi episodi sono allineati temporalmente. Quindi poi in particolare io posso selezionare, non so, un anno e vedere come in quest'anno succede dove sono gli eventi di peste. Per esempio, facciamo la stessa cosa con la parola guerra o altre cose. Da fuori io posso facilmente dire ok, questa è la guerra di Chioggia, perché quando guardo la mappa vedo forte la correlazione. Questo noi lo stiamo pensando anche perché i grant europei di oggi chiedono di portare i data, in particolare i data del Cultural Heritage, al di fuori degli istituti come gli archivi. Noi dobbiamo creare degli strumenti che devono essere accessibili anche da persone che non professionisti o comunque professionisti di altre discipline che si vogliono chiedere una domanda, ma allo stesso tempo dobbiamo fornire una platform per le creative industries. Immaginate di essere uno scrittore che deve scrivere un libro. Io quando sono stato in aula studio oppure a fare delle fotoriproduzioni parlavo con gli altri ragazzi o ricercatori e alcuni di loro mi dicevano io sto raccogliendo informazioni per un romanzo, voglio avere delle fonti storiche, no? Allo stesso tempo qui è un modo per accedere a queste informazioni e questo qui non c'è nessuna interpretazione, questo è semplicemente i dati veri e propri, cioè questo è una rappresentazione del Senato delibere, partendo sempre dalla sorgente, senza nessun tipo di intermediazione, e nel momento in cui dopo tu selezioni una particolare, qui puoi esplorare, per esempio, vedete, quel piccolo picco di peste legato a lì, oppure andiamo avanti e arrivo a questo del 64, dove Creta è il nodo è su Creta, quindi decido di selezionare, come dire, e a questo punto guardando questa delibera capisco che perché viene nominata peste nel 64? Perché c'è una politica per favorire l'immigrazione dovuto allo spopolamento della peste. Quindi a chi fa una ricerca automaticamente poi io posso aggregare anche informazioni di altri database volendo. Per esempio l'Archivio Storico di Venezia c'è anche un enorme database di immagini. Io quindi posso fornire a qualcuno che ricerca e può facilmente passare e avere la materia prima per ricerche storiche, per ricerche di tipo creative industries, quindi se voglio trarre ispirazioni, voglio curare una mostra. Quindi questa è un'applicazione, adesso ho finito, di l'aver compreso fino a livello di delibera qual è la struttura dal punto di vista dell'informazione dell'archivio. Quindi questa è una delle cose che Venice Long Data sta facendo. L'altra è quella di usare questa piattaforma, questo modo di riorganizzare i dati, per esempio per vedere come si è evoluta le interazioni sociali tra i patrizi veneziani, eccetera, eccetera. Adesso non ho tempo, però faccio vedere comunque un'altra slide. Un'altra cosa che stiamo guardando è il catasto, e questo ci sta dando enormi informazioni di carattere invece finanziaria. E qui questo è un'unità archivistica, è un fondo diverso, le unità archivistiche sono diverse, però in qualche maniera facciamo i passaggi, digitalizzazione che magari è già presente perché è già stato fatto da progetti che sono venuti prima, una trascrizione e magari tutta la ricerca è motivata da una domanda di qualcuno che studia la storia dell'economia, la storia della finanza. Noi siamo arrivati fino a dimostrare che nel 1740 la distribuzione della ricchezza immobiliare, in particolare questa è una figura che si rifà a San Giovanni di Rialto, quindi una parrocchia, è distribuita secondo una legge di potenza. Questo è quello che gli economisti chiamano la legge di Pareto. Questa è la prima volta che noi vediamo una legge di Pareto fatta a livello degli individui in un periodo storico così antico come il 740. E noi sappiamo che abbiamo questo fondo, abbiamo informazioni anche per il 711, per il 1600. Quindi nel momento in cui l'approccio di long data viene messo nelle mani in collaborazione con uno storico dell'economia oppure con uno storico che si pone si domanda qual è l'evoluzione dei traffici, per esempio noi abbiamo mostrato questi plot che guardano il Senato, è bellissimo guardare le mude o guardare gli incanti delle galere, vedere che hanno una certa regolarità di ognuno di questi qua, e qui si parla di 100 anni, estrarre quante galere a Cipro sono state mandate quell'anno. Sono tutte informazioni che nel momento in cui sono codificate, nel momento in cui c'è una domanda,
si può dare una risposta quantitativa e quindi si può anche falsificare. Insomma, questo è un po'... questa poi è una cosa interessante, la ripartizione della ricchezza tra classi sociali, esattamente conteggiata ducato per ducato, metro per metro. Queste informazioni si può georeferenziare e questi sono solo 2 dei fondi. Noi abbiamo già la mappa, poi sappiamo che c'è, in base alla domanda o all'interesse uno può costruire questo. Ecco, finisco adesso. Bene, ringrazio il dottor Codello per questa interessante illustrazione che per alcuni versi ci ha fatto vedere delle cose nuove, per altri versi ci ha presentato in una luce diversa delle applicazioni che noi già facciamo anche dal punto di vista tecnologico con i link d'open data, quindi alcune cose sono nuove, altre no. E comunque è molto interessante la possibilità di vedere che abbiamo avuto. E do la parola Direi che diamo la parola al nostro avvocato Tallarida. Non vi farò prendere il caffè in ritardo. Poi torneremo per il dibattito eventualmente dopo il caffè. E l'avvocato Tallarida, che adesso è in pensione, è stato avvocato generale dello Stato a Venezia, dico bene? Avvocato distrettuale dello Stato a Venezia. Avvocato generale onorario, poi metteteci quello che volete. Adesso sono avvocato cassazionista. Bene, insomma, è dotato di tutta la competenza necessaria per parlarci del tema per noi molto interessante, il processo telematico, conservazione e archiviazione degli atti. Abbiamo sentito richiamare più volte in queste 3 sessioni il problema della conservazione degli archivi giudiziari, sempre in una chiave che si applica agli archivi tradizionali. Qui facciamo un passo avanti per vedere se abbiamo almeno qualche problema che si risolve o se i problemi peggiorano, perché notoriamente l'introduzione dell'informatica di per sé non risolve i problemi, perché se non è fatta come si deve utilizza tutta la sua potenza per complicarli ulteriormente. Quindi attendiamo una parola di conforto. Con la mia relazione, che si colloca fortunatamente alla fine di questo eccellente convegno, scendiamo a terra dopo le astrazioni che abbiamo sentito. D'altra parte c'è quell'aforisma che dice no, gli scienziati parlano con gli uomini, i filosofi parlano con Dio e i matematici o i fisici parlano tra loro. D'altra parte lo diceva Galileo, no? Galileo diceva che la matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. I matematici di solito dicono una cosa diversa, cioè loro dicono sì, qua c'è una... parlano con i matematici parlano con Dio. Ognuno se la volge a proprio. Gli avvocati invece parlano solo con i tribunali, e noi oggi ci dobbiamo occupare del processo. Il processo ci colloca nel pieno del cuore degli archivi, perché segnano la storia, quella che si può trovare oggi negli archivi. Ci sono stati grandi processi, anche processi immaginari. Pensate al processo di Catilina di cui noi abbiamo riportato a scuola le orazioni splendide di Cicerone. In realtà è un processo che non è mai stato fatto, perché Catilina fuggì e poi fu ucciso a Pistoia dalle legioni romane. Quindi perfino i processi mai fatti comunque hanno segnato la storia, ma poi noi abbiamo grandi processi oggi negli archivi: il processo della Motica di Monza, il processo a Galileo, il processo della colonna infame, tutti processi che oggi terminerebbero in maniera diversa. Ma allora su questo perché? Perché sono visti con occhi diversi. Ma su questo allora ci soccorre l'insegnamento di Croce, che diceva che gli uomini del passato
non possono essere sottoposti a un nuovo processo. Essi ormai sono nella storia, essi hanno già affrontato i processi, i giudici del loro tempo, i tribunali del loro tempo, e non possono essere rigiudicati. Ecco perché io ho serie perplessità ogni volta che si parla di revisione dei processi, persino quelli di Galileo. D'altronde, come vedete, il processo di Galileo è stato rifatto dalla Chiesa tante volte, ma non è mai arrivato a una soluzione definitiva. Si parla di riabilitazione, ma tutti vengono riabilitati nel tempo. Il fatto che loro sono storia, e nell'archivio noi troviamo la storia. Questo oggi, perché gran parte dell'archivio è archivio analogico, archivio cartaceo, archivio quando non raccogliamo documenti di materiali diversi. Ma ora che il processo ha virato nel campo telematico, cosa ci sarà negli archivi? Questa domanda mi ha indotto appunto a rivisitare la nascita di questa nuova avventura. Ben ha fatto il dottor Santoro a collocarla tra le nuove sfide. Il processo telematico è una sfida, anzitutto per noi avvocati, che ci siamo trovati di fronte a un sistema diverso di affrontare, in cui il rapporto con il giudice, con il collegio giudicante diventa più asettico. Non giudicatolo, oggi ancora il processo penale non è informatizzato, se non in piccole parti, le comunicazioni addirittura ai non imputati, eccetera. Ma tutto il resto del processo oggi è telematico, è diverso. Ma è evidente che questo era un esito inevitabile. Nel momento in cui nella società si sono affermate le grandi reti di comunicazione, nel momento in cui la stessa pubblica amministrazione si è definitivamente informatizzata, e questo possiamo dire dai tempi di Bassanini, ma soprattutto la legge 3 del 2003, che ha cominciato a prevedere servizi all'utenza amministrativa per via telematica, per semplificare, economizzare, e soprattutto con quella meritoria opera che è stato il codice dell'amministrazione digitale, la legge, il decreto legislativo 82 del 2005, tutta la pubblica amministrazione si è progressivamente sempre più informatizzando. È chiaro che in questo quadro il processo non poteva non seguire questo orientamento ormai dominante e venire a trasformarsi da un processo cartaceo faticosamente portato avanti, perché il processo non è che inizia il giorno che è in aula, intanto vanno portati i faldoni in aula. A Venezia in particolare i faldoni arrivavano con la barca, perché sono spesso collocati, i tribunali non hanno più spazio e quindi vengono portati. In Avvocatura dello Stato pure noi li andavamo a prendere col carrello a Campo Sant'Angelo, dove c'è un deposito corrente, non solo un archivio di deposito un archivio corrente oltre che di deposito. Oggi si è trasformato in una serie di file. Quando è avvenuta questa rivoluzione, perché noi dobbiamo considerarla proprio una vera rivoluzione, l'alba dell'era digitale del processo è il decreto legge 179 del 2012, che appunto titola una delle sue sezioni Giustizia digitale, e qua introduce per la prima volta le comunicazioni via PEC o via digitale. Gli avvocati possono notificare i loro atti da soli e non più tramite l'ufficiale giudiziario, previe file per potersi affidare all'ufficiale giudiziario. Ho visto in fila illustri professori in attesa di poter consegnare i loro atti. Oggi invece si fa tutto a studio, per chi lo sa fare, altrimenti ha bisogno di aiutanti, perché così, e tutto ha una sua collocazione digitale. Questo, come abbiamo detto, inizia nel 2012, ma va fatta subito una precisazione, che forse anche il titolo del mio intervento non è proprio del tutto corretto, perché il processo telematico non è uno, ma oggi i processi telematici sono 5. Il primo che è nato e che è stato applicato è il PCT, processo telematico civile. Questo è entrato in vigore
nei tribunali nel giugno 2014, nella Corte d'Appello nel giugno 2015. Fortunatamente, per me che sono cassazionista, non si fa ancora in Cassazione, non si fa manco davanti al giudice di pace. Poi è entrato in vigore il PAT, che è il processo amministrativo telematico. Questo è entrato in vigore nel 2018. Poi è entrato in vigore il PTT, anzi quello è più recente. Prima ancora è entrato in vigore il PTC, cioè il processo telematico contabile davanti alla Corte dei Conti. Questo è entrato in vigore nel 2017. Naturalmente le entrate in vigore sono progressive a secondo dei gradi di giudizio. E poi abbiamo il PTT, che è il processo telematico tributario, che è entrato in vigore in maniera generalizzata nel luglio 2019. Come vedete i processi sono 4, perché il quinto è il processo penale. Il processo penale, il PPT, sarebbe, fatevi questi acronimi, non è entrato in vigore ancora, solo in piccola parte, come dicevo, per le comunicazioni da parte delle cancellerie alle parti del processo che non sono l'imputato, ma le parti accessorie, e altre piccole, soprattutto nelle comunicazioni, ma ancora il processo si svolge in maniera orale o in maniera, il processo penale è scritto relativamente, essenzialmente è un processo orale, perché conta molto qui la presenza sia dell'imputato sia dei suoi difensori, e quindi questo è più difficile poterlo incatenare in un sistema virtuale. Questi processi non cambiano solo nelle sigle che abbiamo visto, ma cambiano anche nelle loro strutture. Ecco perché è una cosa che questa fa ammattire, perché uno che sa fare bene il PCT non è detto che sappia fare il PAT, cioè il processo amministrativo, o il PTT, il processo tributario, che sono processi che normalmente uno studio di avvocato fa insieme, cioè è difficile che sia totalmente specializzato in uno e nell'altro. In questo modo deve triplicarsi nelle sue competenze diciamo applicative. Per esempio uno usa il PDF, il processo tributario usa il PDF A, cioè Archive 1A, 1B, il processo amministrativo usa pure un PDF modificato, ma anche la firma, in alcuni in CADES, in altri in PADES. Come vedete ci sono ragioni. Le ragioni di questa differenziazione sono però nella realtà. I processi sono nati, si sono sviluppati nel tempo in epoche diverse, il processo civile è sempre stato, il processo amministrativo è una conquista di fine Ottocento, risale alla prima istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, quindi siamo al 1889. Il processo perché? Perché sono l'esito di uno sviluppo della società, della divisione dei poteri, di quando prima il sovrano era giudice di se stesso in pratica, fino a che punto, dividendosi i poteri, si è potuto sottoporre lo Stato anche ai suoi tribunali, e quindi sono creati processi diversi in epoche diverse secondo le istituzioni che aveva. Quindi anche i processi oggi, come sono stati nell'ordinario, nell'analogico, diciamo, nel cartaceo diversi, sono tuttora diversi nel processo telematico. Quindi abbiamo una pluralità di processi telematici. Questo ci costringerà anche ad avere forse sistemi diversi, perché cosa succede del processo? Il processo a un certo punto si svolge in queste tipologie, ma poi termina normalmente con sentenze oppure, se siamo nel penale, con decreti che possono essere di vario tipo. Ma il processo, a differenza degli atti della pubblica amministrazione, che normalmente nascono e muoiono negli uffici della pubblica amministrazione che li crea, il processo ha una caratteristica itinerante,
perché il processo è per gradi, quindi dal tribunale deve potersi, in genere attraverso il sistema delle impugnazioni, si deve poter spostare anche fisicamente. Ecco perché dicevo che era faticoso il processo prima, perché i faldoni dovevano trasportarsi dai luoghi diversi, in genere del tribunale, anche a Venezia abbiamo il tribunale a San Giacometto, la Corte d'Appello sta invece a San Canciano, e quindi tutto deve seguire questi spostamenti. E questo ormai nel processo telematico forse, e mi ricollega a quanto diceva il professor Paoloni, forse è un vantaggio, non avremo più lo spostamento fisico, lo spostamento sarà informatico. Questo non solo, credo che un ulteriore vantaggio di questo sarà al momento del versamento, perché una delle cose più difficili, e lo sperimentavamo anche noi in Avvocatura dello Stato, è il momento in cui si deve versare gli atti all'archivio preceduti dalla commissione di scarto. I fascicoli nostri sono pieni di memorie, carte, doppioni, perché il processo è una forma di vita patologica, ma comunque è tale, e quindi si accatastavano, una serie di atti, spesso anche inutili, ormai 3-4 copie. Oggi nel processo telematico il fascicolo è ben ordinato, tutto va inserito in una busta telematica, e il fascicolo d'ufficio conterrà solamente gli atti delle parti che sono stati depositati e i provvedimenti del giudice, e avrà un indice molto preciso. Io penso che quindi sotto questo aspetto l'archiviazione degli atti dovrebbe avere un suo vantaggio. Il passaggio dal processo ordinario, diciamo, al processo telematico non è stato indolore, nel senso che non è avvenuto improvvisamente, perché anche oggi la legge, per esempio, del processo amministrativo impone che tu, una volta che hai notificato l'atto in via telematica e lo hai depositato in via telematica, poi vuole che tu glielo depositi in 2 copie autocertificate uguali a quelle che hai notificato presso la segreteria, per esempio, del Consiglio di Stato. Altrimenti, se non depositi le copie, la sanzione, il processo non va avanti, non ti viene mai fissata l'udienza. Per cui esiste ancora un doppione cartaceo di questo processo. Non è definito se questo doppione cartaceo farà parte di quello che verrà versato agli archivi. Per ora va solo negli archivi di deposito quando termina il processo dell'ultima autorità che ha giudicato. Domani potrebbe essere versato questa parte di fascicolo, allora avremo dei doppioni. Certo è che le regole di questo processo sono complesse, e poiché abbiamo detto esistono 5 processi, esistono anche 5 regole diverse. In che intendo? Che il processo, per la sua complessità, il processo telematico, non è come quello che noi vediamo sul codice di procedura civile e procedura penale, oggi il codice di procedura amministrativa, che è uguale per tutti, ma la diversità di sistemi adottati ha comportato la necessità di avere anche delle regole tecniche diverse. Che è successo? Che le regole tecniche sono quelle che ti dicono proprio come devi fare materialmente il processo, raccogliere, eccetera. Queste regole tecniche, ci si è domandato, ma che natura hanno? Perché il decreto legislativo, il decreto legge che ha disciplinato i singoli processi, naturalmente non poteva contenere le specifiche tecniche o regole con cui materialmente si fa il processo. E allora che ha fatto? Demanda a una fonte secondaria. Normalmente sono decreti. Anche qua non è che il decreto è di un'autorità. Nel processo civile noi abbiamo un decreto del Ministro della Giustizia. Nel processo amministrativo è un DPCM, perché gli organi amministrativi di giurisdizione dipendono dalla Presidenza del Consiglio. Nel processo tributario abbiamo un decreto del Ministro delle Finanze, perché la parte attiene al Ministero delle Finanze. Nel processo della Corte dei Conti in origine era addirittura un decreto del Presidente della Corte dei Conti. Queste regolamentazioni tecniche
che sono di secondo o di terzo grado addirittura, perché a loro volta questi decreti rimandavano a specifiche tecniche ulteriori, ci si è domandati che natura avessero, cioè certo una natura giuridica devono averlo perché altrimenti come si fa, ma che cosa sono? E taluno si è anche domandato, ma scusate, ma la materia della giurisdizione è una materia di legge? Relativamente, perché la Costituzione, come è stata modificata l'articolo 111, dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, secondo la legge. Questo rinvio alla legge è una riserva non assoluta, cioè nel senso, come non so, in materia di libertà individuale, dove è solo la legge che può stabilire quali sono i limiti che possono essere imposti, eccetera. Ma è una riserva, come si dice, relativa, cioè basta che la legge fissi a sua volta determinati vincoli, determinati limiti, e dopo si può legiferare in sede secondaria. Questo è tutto giusto, infatti i decreti ministeriali possono essere considerati regolamenti, ma oggi, in difetto di regole specifiche, perché questi regolamenti che abbiamo visto, il 40 del 2016 per il Consiglio di Stato, il 44 del 2011 per il Tribunale per il processo civile telematico, a loro volta non sono stati sufficienti, non contengono regole diverse per stabilire come si conservano questi atti, e allora si è demandato il tutto. Che è successo? Che nel CAD, il CAD è il codice dell'amministrazione digitale, che è quello che riguarda tutta la digitalizzazione della pubblica amministrazione e che vale laddove non ci sono regole specifiche. Il CAD dice che si applica anche al processo, ai 5 processi telematici, ma dice laddove non ci sono regole specifiche si applica le mie norme. E il CAD oggi nell'articolo 71 prevede che queste regole tecniche, soprattutto quelle sulla conservazione, perché le altre sono dettate attraverso ora le linee guida che sono adottate dall'Agenzia dell'Italia Digitale, che è un organo pubblico, ma non è un organo legiferante, almeno fino a ieri. Tanto più che l'Agid ha pubblicato le sue linee guida nel 2015, aggiornare al 2016. Queste regole, queste linee guida della conservazione degli atti, che poi sono quelle che applicate anche voi, qua, oltre che fuori del processo, anzi soprattutto voi, queste linee guida non sono manco pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma dalla Gazzetta Ufficiale viene data notizia della loro emanazione. Per cui, come vedete, un problema sulla definizione giuridica di questa regolamentazione si può porre. Siamo a norme di terzo livello, cioè manco secondarie tipo i regolamenti, ma addirittura di terzo livello, linee guida, qualificate come linee guida, che a un giurista puro dà fastidio. Linee guida non sono norme, sono linee, indirizzi, cose, e invece queste sono vere e proprie norme, nel senso che per assicurare, qual è il problema che oggi si pone nei confronti degli atti processuali, no? È che uno si pone, noi non ce lo poniamo lì per lì perché li facciamo, ma poi mi dice, ma che fine fanno questi atti una volta che è finito il processo? Anzitutto è necessario che il processo nasca in maniera che possa conservarsi, cioè la prima regola della conservazione degli atti digitali e quindi anche degli atti processuali che tali sono, e che devono nascere secondo le regole che li prevedono e che sono regole che devono preservare la conservazione. È necessario che questi atti si mantengano, siano immodificabili, siano leggibili nel tempo, garantiscano i diritti che essi hanno in qualche modo stabilito. Una sentenza deve essere leggibile per sempre, perché da là sorgono diritti assoluti, diritti soggettivi. Ma un altro principio che magari non ci si pensa, ma in realtà è che l'assicurare la conservazione del contenitore non è più sufficiente a garantire la conservazione del contenuto. Prima, se io garantivo che la buona conservazione della tavoletta d'argilla o del papiro o del documento cartaceo, aveva assolto la funzione archivistica, perché questo poi verrà consultato. Ma oggi
non basta questo, perché il documento lo posso pure conservare come disco, come coso, come contenitore, no? Disco, nastro o banca dati, ma deve continuare ad essere leggibile nel tempo, anche al di là dell'eventuale collasso del sistema o dell'obsolescenza dei sistemi di lettura. Allora l'attività di conservazione oggi più che mai non solo è un'attività istituzionale, no? Oggi l'archivio è proprio un'attività, una funzione istituzionale. D'altronde l'articolo 30 del Codice dei beni culturali dice che i documenti devono essere ordinati, inventariati archiviati, conservati. Quindi, ma questa attività non può essere un'attività passiva, come dicevo, io l'ho collocato lì al 30° chilometro dell'archivio di Venezia, ma è un'attività attiva, non vorrei dire, è un'attività, è una funzione attiva, perché deve assicurare che questi documenti possano essere non solo letti nel tempo, ma anche contestualizzati, e qua c'è tutta la necessità quindi di conservare anche i metadati che ci garantiscono di poter contestualizzare il documento, di continuare a leggere, sapere come è nato, sapere da dove proviene, con quali sistemi è stato realizzato, e quindi tutto questo è un sistema che va aggiornato nel tempo. Gli archivi oggi si trovano di fronte a questa importante funzione, che si trovano due categorie di atti: le categorie di atti cartacei, di fronte ai quali è sperimentata la sua attività, e poi una categoria di atti informatici, che con quelli che man mano che non sono solo quelli che l'archivio stesso ha creato. Per esempio a Venezia tutti gli atti, tutte le delibere del Maggior Consiglio sono state informatizzate, ma queste addirittura hanno la differenza che arrivano quindi con sistemi che l'archivio magari potrebbe non conoscere o non essere in grado di decrittare o di leggere. Quindi è una funzione ancora più... E una delle tentazioni da respingere è proprio quella di prendere questi atti e trasferirli nel cartaceo, quindi fare un salto nel tempo, come talora è stato anche ipotizzato, ma ovviamente... quello che facciamo noi dopo aver fatto l'atto e che è mandato via, poi lo versiamo nel cartaceo, perché l'avvocato ha bisogno di leggere. Come io ho bisogno di parlarvi in piedi, quell'avvocato ha bisogno che leggo il documento. E leggerlo su un computer è più difficile che leggerlo personalmente. Poi pensate, anche i sistemi di trasmissione di questi atti nei processi devono essere aggiornati. I computer normalmente sono, come vedete, sono rettangolari, gli atti normalmente invece sono in A4, quindi sono, diciamo, perpendicolari, e quindi i sistemi di trasmissione di questi atti si dovrebbero riorientare. Si parla per esempio di un ricorso a una piattaforma diversa, l'XML, che questa garantirebbe. Poi ci sono forme di trasmissione di format in uso che sono più adatte all'archiviazione e altri meno adatti. Assolutamente, giustamente dicono le linee guida, valgono anche per il processo, che vanno usati dei sistemi non proprietari, perché è chiaro che se io uso un ODF, un ODT o un altro sistema che è di proprietà di Google, per dire, o di altri, questo mi potrebbe domani togliere la possibilità di utilizzare quel sistema e non lo leggo più, non lo potrei leggere più. Quindi devono essere sistemi non proprietari, sistemi che sono consultabili nel tempo, possibilmente semplici, garantiti da standard internazionali. Quindi il processo oggi è chiamato ad affrontare una serie di sfide, come diceva giustamente la nostra sezione, sfide che gli archivi si stanno preparando ad assolvere, naturalmente attenendosi a questi principi, cioè il principio che il documento, perché possa essere la dematerializzazione abbia un senso, devono garantire non solo la conservazione nel tempo, ma la loro leggibilità. Al termine del processo che succede? Succede che il fascicolo di parte, in genere il cancelliere
chiede alle parti di ritirarsi il proprio fascicolo, e questo c'è una norma del Codice Civile che obbliga gli avvocati a conservare i fascicoli di parte, cioè quelli in cui ci sono gli atti loro, prodotti da loro, citazioni, memorie, istanze, comparse, eccetera, per almeno 3 anni, il 2961. Il 2220 poi dice che a fini fiscali, perché domani così, dovrebbero tenersi 10 anni. Dal 2007 la legge 231 in materia di bancari eccetera, i fascicoli vanno mantenuti 10 anni, questi a fini antiriciclaggio eccetera. Quindi c'è un onere di conservazione, ma poi entro i 30 anni, no, vanno versati invece i fascicoli d'ufficio all'archivio di Stato. Quindi un onere di conservazione generale perché esiste? Perché i beni amministrativi e destinati ad essere conservati negli archivi sono beni del demanio pubblico, quindi e anche quelli privati, che ieri se ne è parlato a lungo di archivi che sono stati vincolati, dichiarati di pubblico interesse, anche quelli sono beni del demanio, quindi sono inalienabili, non possono essere sottoposti a vincoli se non autorizzati, devono essere consultabili anche a fine di ricerca. Quindi è un bene da tutelare, e questo non è compito nostro di avvocati, noi li confezioniamo, è uno di quei rari casi in cui nel documento non c'è solo il documento amministrativo, nel fascicolo d'ufficio non c'è solo la sentenza, ma ci sono tutti gli atti che formano gli avvocati, le parti, i verbali, i testimoni, eccetera. E questi formano un bene che diventa un bene demaniale, un bene che quindi va tutelato e su cui gli archivi oggi si stanno esercitando per assicurare nel tempo ai nostri posti, a chi verrà dopo di noi, la lettura, l'esame nel rispetto della loro fisicità, speriamo. Vi ringrazio. Ringraziamo anche noi l'avvocato Dallarida, il quale ci ha presentato un aspetto particolare del problema che noi ben conosciamo della conservazione degli archivi digitali, rappresentandocene però l'urgenza particolare per un ambito specifico che lo rende, a mio avviso, particolarmente urgente. Visti gli anni in cui sono stati, vista la tempistica con cui questo è cominciato e considerata la tempistica della giustizia, non lo considero un problema immediato, però certamente è un problema al quale bisogna prepararsi molto bene, perché che d'altra parte noi stiamo cercando di affrontare per tutti gli ambiti, quindi, ma in questo è particolarmente urgente. Del resto gli archivi hanno sempre avuto, al di là della funzione storica, una funzione essenziale nell'assicurare la certezza del diritto, e quindi in questo caso più che mai è un caso paradigmatico. Verrebbe da osservare, poi ci andiamo a prendere un caffè, che il legislatore nel processo telematico si è preoccupato un po' e malamente dei tempi dei processi, dell'aspetto certezza del diritto dopo l'esito non se ne è occupato praticamente per nulla, scaricando l'onere su un pezzo di amministrazione che poi in realtà è sostanzialmente non incoraggiato a utilizzare le sue risorse per questo, perché si tratta di risorse insufficienti che devono già fare fronte a molte sfide. Buon caffè. Ci rivediamo fra un quarto d'ora per il dibattito. Allora, io sono in piedi come l'avvocato Dallarida prima. Dico, io sono in piedi prendendo esempio e spunto dall'avvocato Dallarida, ma anche per vedere se si leva qualche mano con delle richieste di intervento. Immaginando il gelo iniziale.
mi ero preparato, tenendomele da ieri, 3 o 4 provocazioni per dare inizio alla discussione. La provocazione numero 1, in realtà non l'ho fatta io, l'ha fatta Lanzini, parlando dei sistemi peroniani, a proposito dei quali vorrei rivolgergli una domanda. In realtà i sistemi peroniani non rispondevano alla necessità di ordinare un archivio storico, ma rispondevano alle necessità di rendere funzionale all'organizzazione della burocrazia asburgica un patrimonio storico precedentemente accumulato. Questa è la ragione per la quale padre e figlio, perché ci è voluto un sacco di tempo, furono, diciamo, forzati, o comunque gli fu ordinato, poi magari l'hanno pure fatto volentieri, di risistemare l'archivio secondo quella che era l'organizzazione funzionale all'uso degli atti da parte della burocrazia amministrativa che gli richiedeva. D'altra parte, diciamo che Hegel è venuto dopo e quindi, diciamo, il senso storico che abbiamo noi oggi i Peroni non ce l'avevano, e in questo senso, insomma, penso che ci sarebbe qualche cosa che forse di interessante si potrebbe dire, perché noi abbiamo preso come esempio negativo questo dell'Archivio di Stato di Milano, facendo finta che loro potessero avere un contesto culturale come quello che abbiamo noi oggi e perseguissero delle finalità che loro in realtà non perseguivano. Questa è una cosa che io spiego regolarmente ai miei studenti, sempre meno regolarmente perché i miei studenti oggi studiano su manuali nuovi che non dedicano, come invece tutti i manuali vecchi dedicavano un paragrafo apposito alla demonizzazione degli ordinamenti peroniani. Questo non avviene più e quindi non è più necessario spiegare ogni volta questo problema di contesto, però in questo senso io posso da un lato essere d'accordo, da un lato non essere d'accordo con quello che ha detto Lanzini. Questa è la provocazione numero 1. La provocazione numero 2 la faccio al dottor Codello. Io ho cominciato a fare l'archivista al Dipartimento di Fisica della Sapienza, nel senso che la mia carriera di archivista è cominciata lavorando coi fisici e questa mia collaborazione coi fisici non si è mai interrotta, coi fisici e coi matematici. E quindi, diciamo, capisco bene una serie di problemi di comunicazione che io do per scontato che siano superati, perché la maggior parte dei miei tirocini si fa in quell'ambito e io soprattutto degli archivi della ricerca scientifica mi occupo, però mi rendo anche conto che all'interno di un dipartimento di lettere che è quello in cui oggi sono incardinati i corsi di archivistica, questo nel mio dipartimento no, ma negli altri dipartimenti viene visto sempre in maniera un po' strana. Quindi, diciamo, capisco. Mi fa impressione però, come archivista, mentre ho assistito con grande interesse a tutta la parte, diciamo, di rielaborazione topologica dei dati sull'Archivio di Stato di Venezia, ho trovato assai meno interessante la parte successiva, perché la parte successiva ripercorre delle cose che noi per altre strade sostanzialmente abbiamo già fatto, in particolare tutta l'elaborazione dei sistemi, diciamo, linkati, per usare una parola schifosissima dal punto di vista, diciamo, come calcolo linguistico. In realtà noi già lo facciamo con, diciamo, quando ricorriamo ai LOD, producono dei grafi fatti esattamente allo stesso modo. Quindi, diciamo, da quel punto di vista mi riesce più difficile vedere una novità, perché nella seconda parte, cioè ne vedo la novità in quanto è applicata a Venezia, non so se prima fosse stato applicato a Venezia, però io l'ho visto applicato in altri archivi producendo esattamente gli stessi risultati, per cui mi risulta meno nuovo, mentre la parte precedente mi risulta da molti punti di vista più interessante. Ahimè, non ho provocazioni da rivolgere a Manola e a Michela, perché hanno detto delle cose
che condivido fino in fondo e quindi purtroppo diciamo non ho nulla a cui appigliarmi per suscitare discussione intorno ai loro interventi, e così potremmo cominciare con qualche reazione a queste cose. Prego. Sì, no, diciamo che l'elemento di novità è il long versus big, perché ovviamente una struttura a grafi è la struttura che hanno tutte quante le strutture di big data, cioè Facebook, qualsiasi struttura. Non è quella la novità. La novità è che noi lo facciamo con documenti originali del passato, ai quali riusciamo ad arrivare a costruire la rete attraverso quei passaggi di digitalizzazione, trascrizione e parse, su cui però digitalizzazione è una cosa che riusciamo a fare solo negli ultimi anni sulla scala. Ad esempio, io qui non ho avuto tempo di andare nel dettaglio di come siamo riusciti a fare la digitalizzazione di questi documenti, che ha a che fare col fatto, per esempio, che esistono delle copie di documenti fatti nel 600, che è una cosa specifica, che sono sufficientemente ben scritti da poter rientrare in quello che possono fare le tecnologie come quella di Transcribus, mentre i documenti originali sono ancora al di là. E poi abbiamo potuto fare questo perché c'era una parte iniziale di documenti che erano stati trascritti a mano in un lavoro di 20 anni, quindi noi siamo riusciti a raddoppiare, cioè a fare il lavoro che è stato fatto prima in 20 anni in poco tempo, proprio perché avevamo questa triangolazione. Poi c'è tutta quella parte di language data analysis, che anche qui sono cose alla frontiera, la capacità di estrarre in maniera automatica determinate cose. Quindi la novità qui sta nell'elemento di un processo che si applica a dei long data, perché se devo fare la stessa cosa su un database di tweet lo faccio subito. Poi l'altro punto è che questa è solo l'infrastruttura, è soltanto la rappresentazione astratta di un singolo registro. L'altro lavoro è stato quello di metterli insieme, cioè sviluppare dei passaggi che mi permettono di ricostruire tutta quanta la serie a partire dalle unità. Per finire che questa è soltanto la base informatica sul quale poi facciamo i veri e propri studi innovativi, di cui non ho neanche avuto modo di parlare oggi. Cioè noi per esempio stiamo ricostruendo la rete di interazione tra i membri del Senato e vedere come questi evolvono nel tempo. Quindi possiamo rispondere a domande tipo: quanti sono i membri effettivi che partecipano al Senato, quante sono le famiglie, quale comunità emergono. Per esempio, in una delle prime esempi abbiamo provato a mettere alla prova della falsificazione l'esistenza dei corti e dei longhi, cioè due fazioni che vengono di solito narrate nei libri di storia, che c'erano le famiglie, quelle più antiche e quelle più nuove. La domanda è: questa cosa che gli storici sanno, per esempio, essere presente a partire da dopo la guerra di Chioggia e nell'elemento dell'elezione del Doge, era presente anche nel Senato? Quindi proprio per altro tipo di cariche? Quindi c'è tutto uno studio di complex networks che è stato applicato negli ultimi 10 anni su database di oggi. Noi lo stiamo facendo lì. Questi sono la parte di ricerca che non ho ancora presentato perché sta andando avanti. E poi ci sono la possibilità, per esempio, di usare in maniera molto intelligente la georeferenziazione per ricostruire i commerci, cioè c'è tutto una serie di studi di cui questo è semplicemente la base, su cui ovviamente grafo tripartito per luoghi, persone, cose, è l'elemento di novità, che lo facciamo a partire da questi registri senza nessuna intermediazione. Poi, quindi questa è la mia risposta. Io volevo approfittare di questa presenza per fare una domanda a cui insomma, tengo molto, soprattutto da quando un paio d'anni, da quando ho lasciato il Ministero dei Beni Culturali, ed è questa. Abbiamo visto ieri anche nelle proiezioni statistiche di Marco qual è il numero dei frequentanti degli archivi di Stato. Quindi in una proiezione sicuramente interessante come quella dell'Archivio di Stato, i numeri dell'Archivio di Stato di Venezia probabilmente saranno anche più alti, quelli di Firenze pure o quel che è, insomma stiamo parlando di un'elite dell'elite dell'elite. Per una serie di ragioni è così.
Ora, per me che ho fatto il sovrintendente, che non sono un archivista, e che ho fatto un'enorme fatica a procurare fondi per il mantenimento della sede dell'Archivio di Stato di Venezia, per fare degli interventi, per fare in modo che anche oltre alla sede, diciamo, istituzionale ci fosse poi in qualche misura un deposito dove conservare il patrimonio archivistico e quant'altro, devo dire che non vedo all'orizzonte grandi, diciamo così, contributi, fondi, sostegni e quant'altro. Anzi, si cerca sempre di più, anche la riforma del Ministero, un passo avanti e uno indietro a seconda dei casi, riduce le sedi che prima erano state molto importanti diventano sempre di meno e così via. Quasi sempre sono il settore degli archivi quello che soffre la maggior carenza di personale, di questo, di quello e di quell'altro. Quindi la domanda che mi pongo è questa, e cioè come facciamo noi a creare, al di là delle mostre, esposizioni, la firma di Leonardo, il disegno del Canova o quel che sarà mai, come facciamo a creare in modo sostanziale nuovo, vere fonte di interesse, ricerca e fruizione di nuova generazione sugli archivi di Stato. Prima di darti la parola su questo, a proposito di questo vorrei dire qualcosa io, perché è qualcosa su cui, dopo essere uscito dal Ministero dei Beni Culturali dopo 20 anni di servizio, ho continuato a riflettere da una posizione diversa. E io mi sono convinto, comparativamente, cioè vedendo diversi settori del patrimonio culturale, che c'è una stortura a monte nel sistema legislativo delle leggi del 39. Nel senso che le leggi del 39 sono delle eccellenti leggi per quanto riguarda la conservazione del patrimonio culturale, ma sono pensate in funzione di una fruizione elitaria e nessuna delle innovazioni che ci sono state nei diversi settori in maniera discontinua e di pezzi a colori, perché gli unici che hanno fatto poi ad un certo punto della loro storia normativa un'innovazione sistematica prima del codice dei beni culturali sono stati gli archivisti. Però nessuna delle innovazioni che ci sono state successivamente ha mai risposto a questo, e secondo me questo guasto delle leggi del 39 è una cosa destinata a produrre un effetto di lunga durata, perché è qualcosa che, diciamo, ha formato generazioni di funzionari nell'idea che gli unici clienti degni d'attenzione fossero i clienti d'élite. Dopodiché ci sono stati molti tentativi da parte di singoli istituti e anche da parte delle amministrazioni di rompere questo circolo vizioso cercando di raggiungere un pubblico nuovo. Questo è stato fatto con un'apertura verso le scuole, è stato fatto con un'apertura sul territorio, è stato fatto cercando di utilizzare strumenti nuovi oppure utilizzando strumenti vecchi in modo nuovo. Cioè sono stati fatti tanti tentativi, però secondo me rimane il problema di fondo di una cultura che è orientata sull'uso elitario delle risorse. E poi vorrei anche ricordare a questo proposito una cosa ancora più vecchia delle leggi del 39. Pasquale Villari nel 1866, dopo la cattiva condotta italiana della guerra contro l'Austria, scrisse una famosa frase nella quale diceva che c'era in Italia un quadrilatero molto peggio di quello di Verona, ed era la distanza in una popolazione composta da 25 milioni di persone, fra 5 milioni di arcadi e 20 milioni di analfabeti. Quello che lui voleva dire è che non c'era niente in mezzo fra lo strato intellettuale, fra lo strato della popolazione che aveva una formazione culturale elevata e lo strato totalmente privo di formazione elevata, non c'era assolutamente nulla in mezzo.
Oggi questo non è più tanto vero, perché negli anni 60 tutto questo è cambiato, ma evidentemente la mentalità non è così cambiata. Ieri ho sentito un collega che oggi non c'è e quindi per questo, diciamo, non l'ho provocato perché non era qui in condizioni di rispondere, ma invece a questo punto approfitto per dirlo. Ranganathan dice come prima cosa che le biblioteche sono fatte per l'uso. Se Ranganathan, invece di essere indiano con una formazione della Public Library anglosassone, fosse stato un bibliotecario italiano, ho seri dubbi che avrebbe messo l'uso pubblico tra gli obiettivi, come primo obiettivo della biblioteca, perché se così fosse noi in Italia non avremmo così tanti problemi con la lettura, problemi che sono migliorati rispetto al passato, ma che continuiamo ad avere. Nel mio dipartimento c'è un intero gruppo di ricerca tra i bibliotecari che si occupa di questo, e gli esiti sono confortanti nel senso che la situazione migliora, ma sono scoraggianti nel senso che questo miglioramento è sempre molto lento. Detto questo, ho violato i miei compiti di moderatore, però volevo suscitare un po' di cose e quindi prima Lanzini e poi Professore. Solo una veloce, spero sintetica, precisazione sul mio riferimento al metodo di ordinamento peroniano e alle collezioni di autografi, che ovviamente si collocano in due periodi storici diversi e con finalità diverse. Il metodo di ordinamento peroniano parte certamente per rispondere a esigenze dell'amministrazione attiva, in realtà poi a Milano, soprattutto in età napoleonica, viene portato avanti anche da archivisti che volevano aprire l'archivio alla ricerca storica. Le esigenze dell'epoca della ricerca storica erano ben diverse, tant'è vero che non fu Peroni in realtà a mettere in pratica nei primi anni, durante tutta l'età napoleonica, il sistema, ma fu un altro archivista che era Michele Daverio, molto interessato invece alla valorizzazione in chiave storica, e uno dei primi archivisti che espresse un parere estremamente positivo nei confronti del metodo di ordinamento peroniano fu Angelo Salomoni, che utilizzò quel metodo per individuare le fonti che gli servirono per scrivere delle opere storiche anche sulla storia degli ambasciatori milanesi, che ancora oggi viene citata come un esempio di storiografia, ovviamente dell'epoca, ma di ottima fattura. Il mio riferimento al metodo di ordinamento peroniano e agli autografi, che invece le collezioni di autografi vengono create a partire dagli anni 40-50 e anche nei primi anni post-unitari per rispondere a esigenze storiografiche. Ecco, il mio riferimento a quei due sistemi, che ovviamente poi sono stati condannati dalla disciplina archivistica italiana, dagli archivisti, da Bonaini in avanti, e che ovviamente condanna che condivido anch'io se inserita nel contesto attuale degli archivi. È chiaro che quella era una provocazione, cioè non vorrei mai riordinare un archivio per materia. La mia provocazione riguardava il fatto che gli attuali utenti o parte dell'utenza dell'Archivio di Stato di Milano, quando arriva in Archivio di Stato per ricerche storiche, si rivolge a quei fondi, cioè ai fondi peroniani, e non ai fondi che hanno mantenuto il loro ordine originario. È chiaro che questo è un dato curioso che emerge dai dati della consultazione. Per esempio, gli archivi dei ministeri napoleonici, che si conservano nella loro integrità, Ministero della Guerra, Ministero di Giustizia e altri piccoli fondi, che sono ben inventariati, anzi hanno degli inventari estremamente analitici, vengono poco consultati perché chiaramente questa nuova utenza, che non ha la pazienza di fare grandi ricerche, non ha la formazione per analizzare le strutture di questi fondi, non ha la voglia di leggere le introduzioni degli inventari, e questa era la mia provocazione, cosa fa? Va a colpo sicuro e ritorna ancora, come i vecchi archivisti peroniani, a cercare le materie all'interno degli archivi. Il fascino dell'entropia. Questo è un dato di fatto, è la ricerca tramite Google, è un dato di fatto che sta emergendo, credo non solo a Milano, ma anche in altri archivi, dove aumenterà sempre più l'utenza che cerca
magari nel fondo autografi il singolo documento, per varie ragioni, adesso non mi soffermo, e questo è un dato di fatto con cui dobbiamo confrontarci, tutto qui. Era questo il mio ragionamento, con cui dobbiamo confrontarci e a cui dobbiamo cercare di rispondere con ovviamente la nostra professionalità e partendo dalle nostre competenze, da tutto ciò che la disciplina archivistica è venuta sviluppando nel corso dei decenni. Ecco. Prego. Io ho fatto una ricerca, ho stato molti anni a Milano. No, ma era solo una domanda. Sì, volevo poi dare la parola al dottor. Sì, no, era solo per intervenire sul professore. Sono stato molti anni a Milano, io in avvocatura, e abbiamo fatto una ricerca, mi domandavo, noi abbiamo fatto una ricerca sull'ufficio fiscale, che era una sorta di organo di difesa, si chiama fiscale, ma difendeva l'amministrazione, ma non solo in fiscale, una specie di antesignano dell'avvocatura istituito nel 1786 da Giuseppe II, quella faceva tutto Giuseppe II. E la ricerca è stata agevolata dal fatto che noi chiedevamo ufficio fiscale e ci davano i faldoni sull'ufficio fiscale. Questo è peroniano, l'organizzazione. Devo dire che mi sono trovato benissimo. Non esiste più l'archivio dell'ufficio fiscale, ma la documentazione dell'ufficio fiscale è confluita in alcune voci del peroniano. Però questa magari era una ricerca più approfondita e particolare. Michela. Comunque il peroniano allora... Nel frattempo mi sono venute in mente 10.000 cose, quindi adesso vediamo quante me ne scordo. Una nota su peroniani e non peroniani. Per esempio all'Archivio di Stato di Roma ci sono state esperienze, io ho avuto direttamente, non come funzionario ma come utente, esperienze di lamentele di altri utenti sullo stato, sull'ordinamento in qualche modo per materia di una parte dei fondi camerali, quello dei luoghi, perché la ricerca risultava complicata dal fatto che c'era stato questo tipo di ordinamento, quindi esatto, e ci si lamentava del fatto che ci fosse una parte per materie, quindi le cose sono sempre molto più complicate a raccontarle di quanto poi uno riesca a dire sinteticamente in un intervento oppure in una cosa. Volevo dire qualcosa sull'intervento di Renata Codello. Intanto e anche su quello che diceva Gianni, che ha perfettamente ragione nel dire che c'è stata a monte di tutta la vicenda dell'utenza degli archivi una concezione elitaria di quest'utenza, perché ci si volgeva allo storico, al giurista in alcuni casi, per tutto il mondo dei beni culturali, alla quale in alcuni settori dei beni culturali ha fatto invece riscontro per contrasto una tendenza recentissima alla quantità e non alla qualità, e non per gli archivi, che adesso non intervengo sul fatto se questa tendenza sia positiva negli altri settori, io non la trovo, io ho le mie riserve su alcuni fenomeni, però negli archivi è difficilmente applicabile, nel senso che mai vedremo masse di visitatori negli archivi, mentre, come tu giustamente ricordavi, ci sono una quantità di esperienze individuali di istituti. Marco Carassi ce ne ha raccontate alcune molto positive, ma io ne ho in mente altre, avendo avuto così il caso di trovarmi in direzione generale e quindi di ricevere informazioni da tutto il territorio, che non sono però, a parte la Domenica degli Archivi per esempio, non sono così iniziative del singolo istituto, del direttore, in alcuni casi molto positive, con grande riscontro sul territorio, per cui io non prenderei a parametro il dato degli utenti della sala di studio, che semmai completerei col dato degli utenti dei portali, dei sistemi informativi e via dicendo, e ricordo che per esempio il portale Antenati va su milioni come dati di contatto, e
prenderei piuttosto i dati non rilevati spesso delle frequenze e iniziative di tipo diverso, la Domenica degli Archivi, altre iniziative. L'alternanza scuola-lavoro, per esempio, ha avuto dati altissimi negli archivi. Quindi c'è da ragionare su tutto questo, fermo restando che ovviamente la logica politica di assegnazione delle risorse non dovrebbe essere quella della quantità di gente che va magari 30 secondi ad ammirare un quadro, perché hanno fatto pure questa rilevazione che la presenza davanti all'opera d'arte è in termini di pochi secondi, con i grandi afflussi di visitatori, quindi insomma, ma magari rispetto a una serie di funzioni sulla ricerca, sullo sviluppo della cultura del paese, una serie di funzioni civili che sono un po' diverse rispetto a quelle quantitative. C'è da ragionare, insomma. Già che ci sono, faccio una domanda che non è una domanda, magari è una richiesta di un parere a Giulia, e non è provocatoria, quindi non c'è niente di... è rispetto alla creazione di portali online di fonti orali, in particolare di interviste. Ora, mentre è facile anonimizzare un documento, mettere le iniziali, obliterare dei dati, in un'intervista, in una fonte orale, dove la persona racconta e fa un sacco di nomi, per esempio, e racconta un sacco di storie, di vicende, nomina tantissime persone, a prescindere dai casi, e ci sono, ma in genere non sono in Italia, non mi risultano in Italia, in cui a monte nella liberatoria si chiede l'esplicita autorizzazione a mettere online queste fonti, è complicato regolarsi. Basta una registrazione sul sito per accedere alle fonti, basta eliminare la possibilità di trovare su Google il nome non solo dell'intervistato, ma bisogna anche tenere presente il caso dei nomi che l'intervistato fa strada facendo nel racconto della sua storia. Siccome ci sta lavorando tanto su questo, sta lavorando l'ICAR su un portale di fonti orali, ma ci stanno gruppi di lavoro in università e cosa. Io mi sto ponendo questo tipo di problemi. Se basta la registrazione, basta non poter trovare il nome o dell'intervistato o di quelli nominati nell'intervista al di fuori del sito su cui sta l'intervista, o si deve pensare a qualcos'altro, oppure, come ha detto un autorevolissimo storico orale, non si mette niente online, che è una soluzione. Nella sentenza emessa a Sezioni Unite lo scorso luglio da parte della Corte di Cassazione, che si pronunciava a seguito di una remissione a Sezioni Unite da parte di una sezione della Cassazione che voleva appunto degli orientamenti, una volta per tutte, su questa questione in cui c'erano state, come dire, dei diversi orientamenti in passato da parte di diverse sezioni della Cassazione. C'è un passaggio che io amo molto, perché che cosa fa? La Cassazione dice, le sezioni unite dicono: guardate, certo, la sezione, come dire, per definizione una pronuncia a sezioni unite è fatta ancora di più che una normale sentenza della Cassazione per dare un orientamento, no? Interpretativo, così. Ecco, non mo filattimo. Però comunque dobbiamo mantenere un'aderenza anche al caso specifico su cui ci stiamo pronunciando. E spiegano le sezioni unite, dice: la materia è tale che non si presta a generalizzazioni, a una ricetta che vale una volta per tutte, ma servirà
la paziente e sofferta analisi del giudice di merito che volta a volta valuti qual è la soluzione più idonea, se cioè si debbano oscurare i nomi o non si debbano oscurare i nomi, eccetera, eccetera. E non se ne esce, anche per noi è la paziente e sofferta analisi del caso per caso. Quindi non si può dire in generale sempre e comunque le fonti orali, bisogna vedere se stiamo parlando di interviste ai minatori che raccontano qual era la vita nelle miniere della Miata negli anni 50, beh, diciamo c'è probabilmente un livello di riservatezza delle informazioni raccontate più relativo, sempre che il minatore non abbia detto certo, perché la Berta ne sappiamo quante ne facciamo, quante ne faceva con l'Antonio, e allora lì e questo insomma dipende naturalmente, diciamo, dal caso specifico, ecco, quindi diciamo non certo, ecco che come dire, quando stanno online possono essere, diciamo, i problemi notevoli, quindi insomma vabbè, vediamolo nell'analisi specifica del caso. Io volevo riprendere le cose che dicevi te rispetto al problema degli archivi che devono andare al popolo, che ultimamente, diciamo, è stato fin troppo in modo semplicistico, come dire, l'input, la linea politica che ci è venuta dai vertici ministeriali, a fronte peraltro di una persistente mancanza di riflessione, studio e analisi su chi sono i nostri utenti, che cosa effettivamente ci chiedono i nostri utenti, di che cosa hanno veramente bisogno, va bene? Che cosa si aspettano da noi? Allora, cioè, sono stati spesi masse di soldi sulla base di, come dire, progetti basati semplicemente su generiche impressioni di che cos'è che serva, senza ragionare su che cosa effettivamente ci viene richiesto dall'utenza. Allora, per esempio, giustamente tu citi il portale Antenati, che ha milioni di contatti e di ricerche, di tempo di permanenza in ricerca, c'è gente che ci passa le ore e le serate a guardarsi per ricercare la storia della propria famiglia, va bene, rispetto ad altri in cui si è pensato che pubblicando, come dire, creando dei portali con delle figurine si andasse incontro ad una cosa per gli utenza, che invece ci chiedono altro. Anni fa facemmo un'inchiesta artigianale, ci abbiamo lavorato con Antonella, io devo andare a un convegno in Bulgaria su questi temi del rapporto con l'utenza, e feci una ricerchetta, un'inchiestina diffondendola per liste di storici, e gli storici ci dicevano: non vi impantanate in cose tanto sofisticate, ma perché non ci mettete online il PDF degli inventari, che intanto è una cosa facile che potete fare subito, senza stare a pensare a sistemi informativi raffinatissimi che poi non arrivano mai in porto, ma intanto quello potreste subito farcela avere. Adesso dico per dire una stupidaggine, però per dire del disallineamento, proprio in un momento in cui stavamo spendendo decine, centinaia di migliaia di euro per cose che non erano quello che ci chiedeva l'utenza. Allora, questo complessivamente è una riflessione su cui scontiamo veramente dei ritardi catastrofici, cioè la riflessione, prima l'analisi dei bisogni, secondo una valutazione ex post, ok, questa cosa che ho fatto è servita o no, quanto è stata utilizzata, chi l'ha utilizzata, per cosa è stato utilizzato. Non si fanno mai, è una cosa anche dal punto di vista, come dire, dell'uso delle risorse pubbliche imbarazzante, perché voglio dire, noi siamo tenuti come pubblica amministrazione a render conto alla cittadinanza di come abbiamo usato i soldi dei taxpayers, direbbero. Dei contribuenti. Raffaele. Vabbè, mi rendo conto che non è prestissimo e quindi voglio fare una cosa molto rapida. Mi intriga molto questo problema che ha posto Gianni e poi è stato ripreso da Michela e dagli altri, del pubblico e del non pubblico. Però io lo voglio vedere da un lato, da un punto di vista probabilmente, almeno a mio parere, più incisivo, più importante.
Noi abbiamo una gravissima carenza degli archivi correnti di deposito della pubblica amministrazione, che il pubblico non può vedere, i comuni, gli archivi finanziari e tantissimi altri, per cui il diritto alla certezza del diritto è leso fondamentalmente, e noi abbiamo una responsabilità in questo senso, in questo ambito, perché esistono commissioni di sorveglianza, esistono standard che dobbiamo dare. Quando questi archivi vengono poi versati agli archivi di Stato, sono dei coacervi incredibili, cioè noi non abbiamo assolutamente la possibilità di gestire in quegli anni di conservazione questi archivi, arrivano da noi, stanno 20 anni, 30 anni, se qualche cireneo, come il sottoscritto 30 anni fa, decide di fare un inventario come quello del genio civile che ho fatto, si mette a disposizione, altrimenti rimangono esclusi per decenni, ma noi ce lo dobbiamo porre questo problema. Il vero pubblico sono i cittadini che hanno il diritto di vedere la propria documentazione che serve alla propria vita corrente e per i propri problemi immediati presso le pubbliche amministrazioni e poi presso gli archivi di Stato. Spesso noi accogliamo documentazione anche prima, altrimenti si distrugge. Forse ci vorrebbe un convegno proprio per questo problema. Allora, mentre attendo che venga Mineo che aveva chiesto un intervento, vorrei riallacciarmi a quello che ha appena detto Raffaele, per dire che questo è legato. Nei 20 anni in cui ho avuto commissioni di sorveglianza mi sono convinto che è così. Questo è legato al fatto che a monte le pubbliche amministrazioni non hanno nessun tipo di rispetto per l'utenza, e non avendo nessun tipo di rispetto per l'utenza non hanno nessun tipo di rispetto per gli archivi, che sono gli strumenti del rapporto con l'utenza, soprattutto riguardo alla certezza del diritto e alla trasparenza. E di conseguenza, perché noi non possiamo essere chiamati a rimediare le carenze sistematiche della pubblica amministrazione nella gestione dei suoi archivi, che invece è quello che noi siamo normalmente chiamati a fare. Dovrebbe essere un caso raro quello dell'archivio preso in emergenza perché se non lo prendo si distrugge o si danneggia. Dovrebbe essere un'eccezione questa emergenza è quasi la norma, almeno lo era finché io ho lavorato. Se la situazione è migliorata, la situazione potrebbe essere migliorata perché per esempio la scuola archivistica contemporanea, l'Archivio Centrale dello Stato, in realtà incide molto sulla formazione di chi gestisce gli archivi nelle amministrazioni attualmente, però vale per questo la stessa cosa che vale per la legge del 39, cioè il complesso legislativo nato nel 39 e finito con il codice dei beni culturali ha fatto danni sull'esperienza lavorativa di 2 generazioni e mezzo di funzionari. Il codice appena arrivato ha prodotto già delle riflessioni nuove. Io non dico 2 generazioni e mezzo, ma almeno una generazione per poter valutare l'effetto che fa e vedere come eventualmente va aggiustato il tiro, bisogna darglielo, il che significa che noi ne potremo dibattere adesso, ma poi il resto lo vedremo quando andiamo in pensione, mentre Mineo, che ci sarà più a lungo. No, due osservazioni diciamo, di sostegno, anzi di piena adesione a quello che diceva Giulia e che dicevi prima tu, ovvero sul fatto che rispetto ad esempio alle biblioteche gli archivi sono anni luce indietro per quanto riguarda le politiche di analisi non solo della soddisfazione ma anche delle esigenze dell'utenza, e quindi, come dire, da questo punto di vista non è soltanto una visione forse ancora elitaria degli archivi, ma forse addirittura una visione da un certo punto di vista ancora legata, non dico alla segretezza, ma sicuramente ad una scarsa apertura a certe esigenze. L'altra, una osservazione rispetto alla richiesta di Michaela a Giulia a proposito dei dati sensibili o ultrasensibili che possono apparire nel corso della pubblicazione online di interviste.
riporto un'esperienza in corso, che è quella di un progetto di ricerca fra ANAI, ICAR e Università di Trento, la memoria degli archivisti, che punta alla raccolta di video interviste di archivisti di Stato entrati in servizio prima del 1975. Ci siamo posti il problema perché non è solo il caso dei minatori del Montamiata, ma molto spesso, come dire, anche persone che appartengono a elite amministrative magari si lasciano andare a giudizi o a osservazioni, diciamo così, poco che contengono dati sensibili, diciamo così, ultrasensibili. E da questo punto di vista, ad esempio, con ICAR ci si è posti il problema di come poi restituire questo, e la soluzione che ha le viste, che immagino poi sarà utilizzata, è quella, oltre a non indicizzare quelle porzioni, a rendere non udibili, diciamo così, quelle porzioni di intervista che contengono dati di un certo tipo. Sì, sì, ovvio, certo. Esatto. Ma anche nella documentazione più antica. Io per esempio, sempre nel nostro progetto delle scritture eccetera, quando abbiamo fatto pubblicare dei carteggi, allora abbiamo utilizzato questo accorgimento: quando si trattava di persone pubbliche di grande rinomanza eccetera, si mettevano i nomi, per esempio il carteggio Giulio Calargan Palma Bucarelli. Quando invece mi è capitato il caso per esempio di un carteggio di Luigi Pianciani, grosso personaggio dell'Ottocento, primi del Novecento, allora quando lui parlava di sue avventurette con donne anche dell'aristocrazia, della nobiltà, ma che non avevano nessun interesse storico, allora abbiamo utilizzato le iniziali, proprio perché non aveva nessun senso cioè rivelare i nomi di quelle donne, anche se appartenenti a una fascia aristocratica, ma che non avevano lasciato tracce nella storia. Quindi diciamo ogni volta secondo me deve prevalere anche un po' di senso a livello individuale, no? Da questo punto di vista. Quindi ecco, questo per dire nelle mie esperienze anche rispetto a documentazione più antica, per cui non ci sarebbe stato il vincolo della riservatezza. Ci sono altre richieste di intervento? Se non ci sono, essendo le 13:07, possiamo con moderatissimo ritardo mettere fine ai nostri lavori. Peraltro questo un po' mi dispiace, perché le due linee di discussione sulle quali ci siamo avviati meriterebbero di essere sviluppate, e magari cercheremo di farlo in qualche iniziativa successiva. Io posso provare a promuoverla come scuola di specializzazione e lo farei volentieri, insomma, anche in collaborazione con l'amministrazione, però chiedo, diciamo, a tutti il conforto dell'opinione e dello stimolo. E forse l'ANAI da questo punto di vista può fornirci uno stimolo, mettiamola così. E grazie in particolare a tutti voi che siete stati pazienti fino in fondo, e siccome il padrone di casa non sono io ma è Raffaele, penso che un saluto definitivo tocca a lui. Grazie a tutti.